proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare, e guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà. Non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebriranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi, tesserò i tuoi capelli come trame d'un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Io sì che avrò cura di te. Buongiorno, buongiorno, avete sentito La Cura, questa bellissima canzone di Battiato con delle parole importanti. Anche noi abbiamo bisogno di una cura, ma fatta da bravi medici, da addetti ai lavori seri, perché di ciarlatani in giro ne abbiamo sentito e visti anche troppo. Adesso, per cortesia, avremo piacere di persone per bene, che non abbiano il problema della poltrona politica o le tessere che allora hanno paura di morte, persone che dicono il loro lavoro com'è e cosa si deve fare. Ne parleremo questa mattina e sono veramente grata di averlo ospite. È il dottor Brunello Gorini, segretario Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Grazie dottor Gorini di essere qui. Saluto anche da Padova, non so se è collegato, eccolo qua, sempre in prima linea, Luciano Sandonà, consigliere della Regione Veneto, lista Zaia. Buongiorno Sandonà, come sta? Buongiorno, bene, grazie Mirella.
Grazie, grazie anche a San Donà di essere presente. Sono di quei politici che almeno quando si chiamano ci mettono la faccia. Non tutti hanno questo coraggio, perché è una diretta, non si sa mai che arrivi la telefonata. Invece devo dire sempre grazie a questi ospiti che capiscono invece l'importanza del dialogo anche con i cittadini. Allora io inizierei proprio dal dottor Brunello Gorini, visto che sta arrivando l'autunno, visto che c'è ancora tanta confusione in giro, io glielo posso assicurare, perché tra telefonate, mail, SMS e di tutto e di più, le persone, specialmente diversamente giovani, che chiamano perché non sanno cosa fare. L'altro giorno ha chiamato una signora, ho sentito delle chiacchiere, ho paura di fare il vaccino. Lei cosa mi dice? Ho detto, signora, vada dal suo medico di famiglia che forse ne sa più di me. Prego, dottor Gorini, com'è la situazione? La sua risposta è correttissima, nel senso che il medico di famiglia è un medico di fiducia, e se non ho la fiducia non ci può essere un rapporto, soprattutto in ambito sanitario, anche in altre cose, ma in ambito sanitario è fondamentale la fiducia nel proprio medico. Noi ci basiamo non sulle idee personali che abbiamo, ma ci fidiamo di quello che la scienza dice e l'esperienza ormai mondiale c'è, no? Per quanto riguarda il vaccino anti-influenzale, questo viene fatto da anni, abbiamo anche abbastanza un numero di pazienti, di cittadini che si vaccinano per l'anti-influenzale, ed è consigliata farla in questo periodo, novembre più o meno, come mese. Qualcuno per altri problemi magari il medico preferisce farlo un pochettino prima o un pochettino dopo, ma affidiamoci ciascuno al proprio medico curante per la vaccinazione anti-influenzale. Su questo si è sempre fatta e sappiamo quanto importante sia questa vaccinazione. Quest'anno viene presentata assieme all'anti-influenzale anche l'anti-Covid. Alcune aziende avevano cercato anche di fare nella stessa siringa mettere tutte e due, però era più complicato perché alcuni pazienti magari preferiscono, insomma, per motivi che non è il caso che andiamo a indagare, personali, che non ci interessa, insomma, così restano ancora due siringhe differenti, per intenderci. Quindi i medici di famiglia dovrebbero avere la possibilità anche di fare il vaccino anti-Covid. Stiamo trattando con l'azienda ULS2 in questi giorni, la riunione la prossima settimana, ma mi pare martedì, insomma, quindi tra qualche giorno, per dare le direttive e accordarci di come fare, perché voi potete capire che un conto è avere una coorte di persone, un centinaio di persone che si vaccinano tutti con lo stesso vaccino, e un conto è man mano che arriva una persona a vedere quale vaccino fare e se farle tutte e due, farne uno, se quell'altro è già stato fatto. Quindi comporta un'organizzazione che, se ci sono gruppi di medici, si può gestire, ma se il medico è singolo è un pochettino, porta via più tempo, insomma, ecco. Quindi dobbiamo parlarne con l'azienda per decidere. Poi ci sono altre due vaccinazioni, visto che parliamo di vaccinazioni, importanti per le persone over 65 o con patologie particolari, che sono quella contro lo pneumococco e contro l'herpes. Di questo parlatene con il medico di famiglia, perché ovviamente ognuno è diverso e quindi c'è chi ha bisogno di fare. Intanto facciamo queste due e poi dopo approfittiamo dell'occasione per dire anche: devo fare le altre, o le ho fatte, non le ho fatte, insomma, ecco, questo è un momento di un ottobre di controllo vaccinale, diciamo. Diciamo così, per stare bene, per stare in salute. Luciano San Donà, lei si è vaccinato e dopo che abbiamo superato il granchio blu, la pista da bob, adesso abbiamo l'antinfluenzale, perché le mascherine ci hanno salvato tantissimo, così dicono i medici, adesso le portiamo pochissimo, solo in certe occasioni. Lei come la vede dal suo osservatorio regionale? Come sono i consiglieri e gli assessori regionali in questo tema così delicato e che abbiamo molto approfondito? Beh, allora, cioè, fare una distinzione. A livello di Covid ci siamo vaccinati tutti, naturalmente come erano le regole di quel periodo, mentre il vaccino influenzale è una cosa diversa, è un vaccino che serve
a proteggere specialmente le fasce, come veniva spiegato prima dal dottore, le fasce più deboli, più fragili della popolazione, quindi le persone anziane, magari qualcuno che ha delle patologie e magari anche, insomma, le fasce più esposte della popolazione. Personalmente forse mi sono vaccinato una volta con il vaccino anti-influenzale, quest'anno vedremo, insomma. Ho sentito che comincia comunque ci sono i primi sintomi della malattia anche fra la popolazione, ma soprattutto da quelli che si sente in giro ci sono anche dei nuovi casi di Covid, che non è in forma aggressiva come 2 o 3 anni fa, ma colpisce molto la popolazione, perché abbiamo parecchi casi in giro. Molto chiaro, e la ringrazio come sempre Sandona, ma si vede perché state in salute tutti quanti. Forse la politica fa anche bene, devo dire, è un vaccino particolare la politica. La politica, i preti, non so perché, ma stanno sempre bene. Questo ci fa molto piacere, dottor Gorini. Lei sorride, ma bisogna anche buttarla un po' in ironia, perché sennò è una valle di lacrime tutte le mattine. Scusa Mirella, fai sempre la battuta con la doppia... col doppio senso. Allora, dottor Gorini, un'altra cosa importante sono i bambini, perché prima abbiamo parlato dei diversamente giovani, l'altro giorno abbiamo avuto anche un pediatra, però quello che preoccupa soprattutto è anche l'obesità dei bambini, che se ne parla pochissimo, perché si parla sempre di cose che non servono, quello che servono realmente non si parla. Io l'altro giorno ho avuto un signore che è venuto a trovarmi e mi ha detto: sai Mirella, che sono un po' stanco, adesso tirami su, perché qui parliamo di obesità, era anche un medico tra virgolette, e si parla sempre invece di mangiare e bere come non è mai successo, come l'unico rimedio a tutte le disgrazie è forse mangiare e bere, specialmente adesso con questi dolci. Cosa ci dice dottor Gorini? Allora, un conto è l'obesità, soprattutto in età giovane, e un conto è festeggiare un'occasione, quindi vabbè, mi prendo una fetta di dolce, mi prendo la fetta di pane, cioè un'occasione particolare. L'obesità, soprattutto infantile, è un grosso problema che è legato al benessere diffuso e al lavoro anche della mamma, no? Non vorrei semplificare troppo le cose, però una volta non c'era questo problema perché non c'era così tanto a disposizione in tante famiglie e la mamma curava l'alimentazione del bambino. Oggi c'è tutto, basta aprire un frigorifero, basta andare al supermercato, trovi di tutto. Trovi anche prodotti che non sono proprio perfettamente o addirittura sarebbero da limitare, perché troppo ricchi di grassi, ma con gusti buoni per cui ti viene voglia di mangiare e di continuare a mangiare, e la mamma lavora e quindi è più facile prendere la merendina piuttosto che preparare un panino, dico per dire. Se noi pensiamo che qualche secolo fa l'ideale di donna era la donna, diciamo Rubens, Tiziano, un bel paffutella, diciamo, no? Adesso abbiamo come esemplare di donna quella scheletrica, ci rendiamo conto come è cambiato il mondo, no? Il problema è che gli adipociti, cioè le cellule che contengono il grasso, si formano in età giovane, cioè i bambini, da bambini. E quindi un bambino è portato poi, se non fa un percorso corretto dopo, a essere un obeso. E questo è un grosso problema. Ed è un problema delle società industrializzate, come vediamo, dove il numero degli obesi aumenta in continuazione, nonostante gli sforzi che si possono fare. Oltretutto, oltre a mangiare male, molti, non tutti, ma molti,
fanno anche poco movimento. E là un'altra tragedia è la ginnastica. Ecco, qui volevo anche interpellare il nostro Luciano Sandonà per vedere se si poteva fare qualcosa, iniziare a fare attività motoria anche dall'asilo magari, perché non riesco a capire perché si inizi solo a una certa alle elementari, diciamo. Ecco, iniziamo magari dall'asilo, visto che a 4 anni riescono a gestire perfino il cellulare. Forse riescono a gestire anche la loro salute se gliela insegniamo. Cosa dice Sandonà? Però prima abbiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. In quanto al vaccino, quello dell'influenza mi sono già fatto. E spero se dei capelli del Covid mi faranno capelli. Non capisco perché la gente non ce lo fa. Una volta moriva a 50 anni. Adesso a 80, 85 siamo ancora qua, se avevamo la fortuna, vabbè. Ma di norma è dell'età, delle donne del più non ne manco. E cosa diciamo? È di una roba, innanzitutto mi viene anche da far vedere questa gente che dice ma come sai se non intende le televisioni del grande fratello che stupida è e non ti sai mica sulla tua salute. Ma dal tuo medico, è il medico di famiglia, una volta, ed era il confessore, perché te ordinava il siera al tempo mio, mi dava in farmacia che faceva. Adesso avremo di tutto, perché la sanità, da studiare, la ricerca, e da cosa ci andiamo? Non avremo fiducia del tuo medico di famiglia, se no ti può andare nessuno a uno, ti domandi. E dopo, in quanto quello che dice il dottore, sempre per mangiarti le tutte secche, ne conto un aneddoto. Marito e moglie va in letto, vabbè, intanto che Maria si letto e lei è seduto in letto e moglie. Io che dice, lei sa, in pisa la luce che deve cascare dentro, deve cascare Cristo in letto e invece di dire che era secca, ed era talmente secca che non stai neanche accorto. Adesso una volta, quando eravamo fiori, andavamo appena mangiando, andavamo solo là. Mi dicevano no corrersa, non sto mica correre tanto, se no ti viene fame a noi. Adesso un putero, cosa ti vuoi, merendine, soldatine, ecco, tutto, non pulizia, è troppo, fa male, non avevo una regola. Bisogna anche provarsi un po' di fame e poi va bene tutto, capito? Caro dottore, un buon lavoro, vedo che il pensiero. Comunque sì, voi si vaccina e se no fare manco e dopo i saranno. Grazie al nostro Rinaldo. Grazie. Sandonà, ha sentito Rinaldo, una volta ti facevano correre meno, diceva, perché sennò facevamo troppo appetito e non c'era da mangiare. Ecco, ma com'è la situazione? Ecco, in Regione si parlano di questi problemi della povertà che sta aumentando, che aumentano le malattie, questi diversamente giovani che non riescono a curarsi. Io lo sa, il Banco Solidale ieri abbiamo aperto come tutti i mercoledì e ogni volta è una tragedia umana a vedere veramente uno strazio. Vorrei, come dice Geller, che qualche politico visitasse più i banchi solidali per rendersi conto di quella che è veramente la realtà in questo momento, che sembra che tutto vada bene e invece abbiamo delle persone veramente, anche ieri, guardate, è una valle di lacrime che non li posso far vedere, non li voglio far vedere neanche se loro vorrebbero parlare, ma mi rimane sempre quell'anziano che vuole andare a New York, Sandonà, perché non ce la fa più, e vedesse come piangeva anche ieri nel raccontare questa vita di imprenditore sfortunato, abbandonato dai figli, dalla famiglia. Ecco, peserà 40 kg, io non so, sto cercando di dare anche omogenizzati per cercare di vedere, perché senza denti, senza niente, nell'assoluta indifferenza dei servizi sociali. Questo non va assolutamente bene, deve cambiare anche il modo del servizio sociale, non funziona più così com'è Sandonà, glielo dice la Mirella, guardate che non funziona più, chiudono al venerdì alle 13 e fino a lunedì mattina e c'è il vuoto assoluto, perché anche molti sportelli, molti telefoni chiudono, centralini parlo, prego. Allora, nei vari temi sappiamo che c'è una fascia importante della popolazione che è in difficoltà, ci sono vicende come quelle che racconti tu Mirella, bisogna dare atto che fai un servizio importante anche di conforto, di aiuto, anche aiuto materiale a queste persone che a volte, come dici tu, vengono seguite non
non in maniera all'altezza, diciamo, non solo dai servizi sociali ma anche dalle strutture pubbliche che abbiamo a disposizione come funzione pubblica, ecco. E in questo è un grande aiuto quello che fai tu con l'associazione che guidi. Sappiamo che ci sono vicende di questo tipo. Poi volevo tornare sul discorso che avete affrontato prima, quello dell'obesità, specialmente l'obesità infantile. Cioè è cambiato il mondo, purtroppo, per fortuna, da qualche anno il mondo è cambiato. Gli stessi cibi che vengono offerti, che vengono venduti al supermercato, sono cibi sempre più calorici, sempre più saporiti, sempre più che tentano di attirare il gusto delle persone, e questo purtroppo in molti casi non fa bene alla salute. Lo sa bene anche il dottore. Ci sono delle app che sono nei nostri smartphone che una volta messa vicino all'etichetta del cibo ti guida nel verificare se il cibo è buono da un punto di vista della salute, meno buono oppure pessimo. Ecco, siamo arrivati anche a questo punto, perché comunque il problema nel mondo occidentale dell'obesità, che poi è legata anche allo scarso movimento, poi specie anche dei ragazzi giovani, no? Adesso ci sono i computer, ci sono gli smartphone, i telefonini, anche questo non fa altro che aumentare la fascia della popolazione che fa poco movimento, che fa pochissima o addirittura nulla movimento fisico, esercizio fisico. Negli asili, da quello che so io, in molti asili in questi anni si inizia a fare educazione fisica. Gli stessi, porto l'esperienza anche mia personale, dei miei figli, delle persone che conosco, che all'asilo fanno sì, ma Sandona, io non devo essere fortunata a essere su quell'asilo perché ho trovato degli insegnanti che sono veramente sensibili a questo fatto. Io devo avere per diritto quello che mi aspetta per star bene, studiare bene, essere rilassato, fare movimento e mangiare bene. Io ho tanti bambini, ad esempio, anzi genitori che dicono non posso mio figlio che rimanere a mensa, che veramente c'è una dietologa che segue perché costa la mensa e io non posso più pagare questa. Capisce che è diventato un problema. Guardi che la povertà, Sandona, e lei ascolti la Mirella che sa che le dice la verità, guardi che sta avendo dei numeri veramente preoccupanti. Io sono molto preoccupata quando sento che anche l'altro giorno è nato un altro banco alimentare a Padova. Vuol dire che c'è un aumento di domanda che è impressionante. Non so se qualcuno si rende conto, e non è che dai banchi alimentari nazionali riceviamo chissà cosa. Io devo comprare il mangiare, perché anche le ditte non è che ti regalano tutta sta roba. Adesso poi c'è il 3x2, lo sconto prima della scadenza. Una volta ci davano queste cose, adesso non ci danno più niente. Capisce che è una situazione, e la borsa deve essere dignitosa, la borsa deve essere una borsa che dà salute, che dà benessere, no una borsa piena di pasta o di biscotti perché non c'è altro. Non esiste. Non abbiamo maiali, abbiamo delle persone da curare, da dare dignità, perché in quel momento non ce la fanno. O sbaglio, dottor Gorini? No, correttissimo questo. È un problema che non può risolvere il singolo con la sua buona volontà, è un problema che deve essere a carico della società intera. Quindi bisognerebbe intanto una maggiore verifica sugli alimenti. Interverrei sulla pubblicità di questi alimenti, perché vengono molto pubblicizzati determinati alimenti che non sono dal punto di vista nutrizionale ben fatte. Non faccio nomi naturalmente, ma e poi il discorso della sedentarietà è un discorso molto importante, perché purtroppo o per fortuna il mondo è cambiato, si diceva, e tutti quanti hanno il cellulare, tutti quanti hanno il computer, così, parlo dei giovani che giocano o lavorano o comunque lo utilizzano e stanno fermi, e questo è un dato di fatto. Una volta si passava con la macchina
per la strada e i bambini giocavano a pallone, si fermavano perché passava la macchina, poi riprendevano la partita. Io non ho più visti da anni bambini che giocano a pallone in strada, non dico nei centri, nei seminari o nei centri... non esistono proprio questi posti qui. Allora, pensiamo di creare delle aree dove i ragazzini possono andare a giocare e giocando fanno il movimento, perché se non c'è un posto dove io posso, dico giocare a pallone per dire un'attività banale, libera, perché è stato tutto cementificato, è tutto un cane che si morde la coda, come si suol dire. Aldo da Castelfranco, vai Aldo. Sì, buongiorno. Buongiorno agli ospiti, buongiorno. Niente, volevo fare una proposta all'assessore regionale sui giovani, praticamente che tante ditte hanno il problema di trovare i giovani. Praticamente tutto il settore universitario dei giovani si potrebbe proporre con la Camera di Commercio e l'università un giorno alla settimana già nelle fabbriche a lavorare in base al settore, non so, chi lavora nella giurisprudenza va nei tribunali o in comune, eccetera. Perché così i giovani che hanno perso 2 anni di Covid già sono immessi nel mondo lavorativo studiando, così maturano prima e recuperano il tempo perduto perché sono stati costretti a stare in casa 2 anni praticamente. Ecco, questa è una proposta che volevo fare. Grazie Aldo, è importante, praticantato, non sarebbe male, perché non è un'idea veramente così fuori delle norme, anzi è un'idea buona. Cosa dice Sandonà? Adesso... È una buonissima idea. Già adesso si fanno per obbligo all'interno del percorso universitario, ma anche all'interno del percorso delle scuole superiori, si fanno vari mesi all'interno delle aziende per completare proprio il percorso degli studi. Abbiamo avuto io vedo moltissimi casi di giovani che vanno dentro alle aziende, lavorano finché finiscono, diciamo, il percorso universitario, il percorso degli studi superiori, rispetto a 15-20 anni fa, dove eravamo allo zero praticamente. Si sta facendo molto di più, però sono d'accordo con il telespettatore che bisogna implementare questo percorso, perché poi i giovani prima o dopo arriveranno nella realtà lavorativa, magari arrivano già preparati, già con un'idea di come si lavora e come si vive all'interno delle aziende, e questo è sempre un valore aggiunto anche per loro stessi, per sapere a cosa si va incontro poi, no? Sa Sandonà che è stato fatto un test ai ragazzi per chiedere loro che scuola vorrebbero. Hanno detto didattica va bene, ma vogliamo anche un pomeriggio, al pomeriggio una scuola con più manualità. Pensate cosa hanno detto questi ragazzi, una scuola che ci intrighi di più, tanto è vero che i giovani mancano nel mondo del volontariato perché non lo conoscono, non è che basti la lezioncina in classe 2 o 3 volte all'anno per far sì che questo ragazzo arrivi al mondo del volontariato, ma soprattutto questa manualità che manca, ma perché nessuno gliela insegna, non è che non ce l'hanno, io non ci credo che non ce l'hanno, perché poi li vedo e ce ne sono veramente anche di molto bravi, basta vedere nella robotica e nella meccanica, visto che dicono che nessuno vuole fare il meccanico, sono quelli che forse sono più intrigati, però non riusciamo a prenderli per mano. Cosa dice il dottor Gorini? Diciamo che noi abbiamo una storia che ha molto lunga di preparazione, è sempre stata una preparazione mentale, di ragionamento e di applicazione, mentre la manualità è sempre stata messa un pochettino da parte. Faccio un esempio di quello che mi compete nell'ambito medico. I medici italiani, parlando tranquillamente, laureato a Padova, hai un passaporto che in tutto il mondo ti prendono subito. Sono ricercatissimi, apprezzatissimi, preparatissimi. Dov'è che cade? Cade nella pratica, perché la nostra università è tutta teoria, fatta molto bene, tutto perfetto, tutto quanto, ma manca la pratica. Quindi il medico italiano è molto apprezzato, ma come va a lavorare all'estero? Gli fanno fare subito periodo di pratica, di assistenza, perché è quello che ci manca. E credo che negli altri campi, a quanto sento,
più o meno è la stessa cosa. Probabilmente dipende dal fatto che noi siamo una civiltà umanistica e poi ci siamo dovuti adattare al lavoro. No, una volta certi lavori venivano fatti per tradizione, il figlio faceva il lavoro del papà, no? Ormai questo si è interrotto da un po' di anni, no? Ma una volta uno faceva apprendistato perché era sempre a contatto nel lavoro del padre o della famiglia, e quindi imparava anche se non studiava, no? Cioè perché vedeva come si faceva e aveva quella praticità che gli permetteva di fare qualcosa. Oggi come oggi è molto difficile trovare un figlio che fa il lavoro del padre, o per non dire del nonno. Cioè, sono casi particolari. Evidentemente lavori anche usuranti, lavori faticosi e lavori manuali. Però io sono convinta che una volta venivamo accompagnati, sentiamo anche cosa dice Sandorà, in maniera diversa. Ad esempio, anche a scuola c'erano le applicazioni tecniche, poi c'erano gli ITIS, c'erano questi studi. Adesso è sparito un po' tutto. Cioè là capivi il ragazzo o la ragazza dove era più portato, cioè c'era un indirizzo. Adesso non c'è più niente. E infatti io ho avuto Oliviero Toscani ospite che ha detto, io mi ricordo il liceo, una noia il liceo. Non ero io che mi annoiavo, era proprio il liceo che mi annoiava, questo tipo di scuola non mi intrigava. Ecco, forse i ragazzi vogliono essere anche studiare, ma essere anche un po' più intrigati. Cosa dice Sandonà? Sì, una volta ricordiamoci, io per esempio personalmente andavo via con il camioncino di mio papà tutte le estati, quindi lavoravo tutte le estati e comunque prendevo contatto con le aziende, con le fabbriche, con tutta la realtà che c'era in giro, no? I ragazzi andavano a lavorare nell'aziendina del papà, nell'azienda dell'amico di famiglia, e questo era il lavoro estivo normale, oppure andavano a aiutare alcuni lavori sui campi, prendevano le prime paghette, no? Ci ricordiamo tutti queste cose. Adesso, se non sei in regola, se non sei perfettamente allineato con le normative, eccetera. Come? Sfruttamento di minore. Però questo ti impedisce di avvicinarti. Lo stesso presidente Luca Zaia riporta tutti i lavoretti che faceva da ragazzo, da bambino, da ragazzo, vendeva ha lavorato, per esempio, Luca Zaia da ragazzo, ma dai? Sì, ha fatto un sacco di lavori, lo cita anche nei suoi libri, no? Andava a lavare le auto al sabato o cose di questo genere, ma erano le cose che facevamo tutti quanti, no? Adesso, occhio che succede questo, occhio che te capita quello, eccetera, eccetera. Lo stage perlomeno è regolamentato, no? È regolamentato, il datore di lavoro è assicurato, anche se abbiamo visto che questo ha portato dei problemi. Ricordiamoci quei ragazzi che sono, per esempio, quel ragazzo che è deceduto nel Portogruarese di un incidente in azienda e che era lì a fare uno stage. E sono cose che poi succedono anche all'interno delle aziende, perché i pericoli sono dietro l'angolo e si maneggia sempre cose che magari non sembrano pericolose, ma poi con un attimo di disattenzione, ma anche magari per un caso fortuito, a volte può capitare anche la tragedia. Quindi anche queste cose sono diventate molto delicate in questi anni qua. Nessuno si sognerebbe più di assumere un ragazzino alla pausa estiva dentro un'azienda, anche l'azienda, che ne so, che mette a posto i sacchetti di patatine, voglio dire, una cosa assolutamente magari del tutto priva di pericoli, ecco. Questo è uno dei problemi che ci troviamo anche in questi anni. Una volta la manualità c'era prima di tutto in famiglia, ti accompagnavano loro a fare i piccoli lavoretti, no? Si lavorava nell'orto, si facevano queste cose e poi piano piano si iniziava nel mondo del lavoro finché si studiava. A posto, abbiamo capito, perché poi la seconda parte la faremo proprio parlando di sanità. Pubblicità.
Secondo i nostri conti ad oggi mancano 161 unità. 161 unità che gravano la situazione che è già difficile all'interno dell'ULSS. In tutto questo ci aggiungiamo che nel periodo gennaio-agosto abbiamo avuto 83 pensionamenti di personale e 154 dimissioni, e dentro queste 154 dimissioni vi do qualche numero, parliamo di 5 medici, 46 infermieri, 12 operatori sociosanitari, 10 tecnici di laboratorio. È una contabilità amara quella tenuta dalla funzione pubblica della CGIL, che fotografa un'estate caldissima sul fronte del personale, ma soprattutto parla di un sistema al collasso in vista dell'autunno, se non si correrà ai ripari con nuove assunzioni. A soffrire in particolare sarebbero i servizi per la salute mentale. Tutta l'area della psichiatria ha una situazione assolutamente complessa, perché ad oggi mancano almeno 20 psichiatri nel territorio. La cartina di tornasole del disagio sta nel fenomeno tutt'altro che isolato e acuito con la pandemia di chi sceglie di lasciare il camice bianco, non sempre a favore del privato. È chiaro che il numero delle dimissioni che noi abbiamo registrato negli ultimi 2 anni ci ha dato e ci dà continuamente un grande campanello d'allarme, perché molti professionisti se ne vanno proprio perché non sono più nella condizione di gestire i turni e avere i tempi di vita, i tempi di lavoro che possono essere concilianti. Non è sempre detto che chi molla il pubblico vada a lavorare poi nel privato. In realtà ce ne sono molti che ci hanno raccontato che loro la professione hanno deciso di non esercitarla più perché sono arrivati all'esasperazione. Credo che anche dentro ad una dinamica strettamente organizzativa di che cosa succede all'interno della nostra ULSS sia opportuno fare una riflessione tutti insieme. Riflessione interna quindi, ma soprattutto nuove risorse per il Fondo Sanitario Nazionale e una nuova stagione di contrattazione collettiva nella pubblica amministrazione. Infine un messaggio a Venezia. Chiediamo alla Regione di sbloccare i tetti di spesa per poter assumere e dare in realtà linfa vitale alle ULSS, che sono un presidio costituzionale di salute per i cittadini trevigiani. Prego Sandonà, come commentiamo questo servizio? I tetti di spesa, io so che le difficoltà che abbiamo nelle assunzioni delle persone sono dovute al fatto che tutti i nostri concorsi vanno, diciamo, se prendiamo per esempio dei concorsi per assumere 20 medici specialistici in una certa determinata USL, ne troviamo 8 o 10 alla fine di idonei, quindi quasi tutti i nostri concorsi vanno a finire che non riusciamo a coprire i buchi di organico che sono in ciascuna ASL. Non mi risulta questo problema di tetti di spesa. La Regione sta facendo di tutto per trovare medici e personale sanitario. Sappiamo che attualmente la carenza di medici in Veneto è stimata in circa 3.500 unità e in tutta Italia in 50.000 unità. È un problema complesso che parte sicuramente dal numero chiuso che ci sono nelle università, nelle facoltà di medicina, e poi va via via esplicitandosi anche poi nella formazione professionale dei medici e in tutti gli altri passaggi. C'è carenza di medici e di specialisti, specialmente in certe determinate specializzazioni. Se parlo degli ospedali, pronto soccorso e altre specializzazioni. Però la Regione Veneto negli ultimi 3 anni ha visto un certo numero di medici che sono andati in pensione, sono usciti dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi sono usciti dal settore pubblico, eccetera, ma sono tutti stati rimpiazzati, questo numero di medici. E il problema è che la carenza deriva anche dagli anni precedenti e medici in questo momento in Italia e in Veneto è molto difficile reperirli. Sentiamo come commenta il dottor Brunello Gorini. Sì, allora, qualsiasi azienda assume dei dipendenti, ha un documento del dipendente e sa quando compierà 70 anni. Quindi noi sapevamo benissimo che in questi anni 20 del 2000 ci sarebbe stato un esodo massiccio di medici per l'età. Questo allarme noi l'abbiamo fatto personalmente, io l'ho portato in conferenza Stato-Regioni
nel 2003, cioè esattamente 20 anni fa. In 20 anni avremmo avuto la possibilità di fare più medici. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è, tutti quanti ci ricordiamo, forse tutti quanti no, ma insomma molti si ricordano che ci fu Chernobyl. Quindi i medici allora, vedetevi i giornali e le televisioni di allora, dicevano avremo tra qualche anno un'esplosione di patologie della tiroide. Questo dicevano i medici. Una buona amministrazione nazionale, quindi prendiamo dall'86, 85 che è successo, 86 a oggi, sono passati un bel po' di partiti, di personaggi, quindi non è colpa di una singola persona, però avrebbero dovuto investire o nella preparazione specialistica dei medici di famiglia per quanto riguarda l'endocrinologia, o nel fare più specialisti in endocrinologia, sapendo che a distanza di 10 anni avremmo avuto un boom di patologie della tiroide. Non è stato fatto nulla di programmazione in questo senso. Quindi qualche responsabilità, qualcuno l'ha presa sotto gamba, ha pensato che era meglio che quei soldi li spendeva il suo successore e non lui. Sta di fatto che oggi tutti quanti conosciamo persone che hanno problemi di tiroide e tutti quanti sappiamo che per avere una visita per la tiroide si aspetta un'eternità. E non solo per quella. Per quanto riguarda la carenza poi dei medici che ci sono, io mi chiedo, se io fossi l'amministratore di una società dove dei dipendenti validi a un certo punto pigliano e se ne vanno, io li fermerei e direi, scusa, ma tu perché vai via? Cos'è che c'è qui che non ti va bene? E questo mi direbbe, ma in tanti anni che lavoro qui, mai nessuno mi ha detto di cosa hai bisogno per lavorare meglio. Mi hanno soltanto detto spendi di meno, lavora di più, va bene? I medici ospedalieri, perché non sembri che parlo da medico di famiglia solo per i medici di famiglia, ma i medici ospedalieri hanno milioni di ore arretrate di lavoro fatto che non verrà mai pagato, o addirittura a caso della Puglia si prendono una denuncia e devono pagare una multa perché hanno lavorato troppo lungo il Covid. Del resto faceva una bella differenza perché noi abbiamo avuto un sacco di servizi che si sono chiusi automaticamente con il Covid, gli unici che sono rimasti a combattere, e basta contare i morti, sono stati i medici e il settore sanitario, i medici di famiglia. Cioè uno dei primi morti che abbiamo avuto è stato un medico di famiglia, il dottor Stella, che era presidente dell'Ordine dei Medici di Varese. Vabbè, insomma, carissimo amico anche. Voglio dire, nessuno chiede perché vai via e la risposta sarebbe sicuramente c'è troppa burocrazia, non riesco a fare bene il medico perché le pretese sono aumentate in modo esponenziale e sono aumentati i rischi. Non c'è più nessuno che a 90 e passa anni muore perché è giunto il suo momento. C'è sempre la causa di qualcuno per cui ci sono istituzioni che vivono lucrando contro il pubblico, facendo cause perché secondo loro è stata mala sanità e compagnia bella. Ok. Quindi diceva prima il consigliere Sandonà correttamente, c'è un rischio per cui il pronto soccorso, io non andrei a lavorare in pronto soccorso perché mi becco una denuncia tutti i giorni. Cioè la ginecologia nessuno la vuol fare più, l'ortopedia, cioè la neurologia, cioè tutte quelle professioni mediche che hanno un rischio potenziale sono accantonate perché una volta venivano fatte. Il rischio c'è sempre stato e ci sarà sempre. C'erano però meno denunce e una contribuzione economica molto buona. E poi una cosa non da poco, avevi una considerazione pubblica. Cioè sei il primario del reparto, sei il medico del reparto, sei il medico di famiglia. Adesso la considerazione pubblica è zero. Cioè, c'è un medico, chi se ne frega, anzi passa la nomea che non fai niente, pigli un sacco di soldi. Questa è la cosa. Poi... Fermo, dottor Gorini, se non mi cade la linea. Vai Sandra. Buongiorno, ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Buongiorno. Parole sante del professore, parole sante, ha detto tutta la verità che penso anch'io. Purtroppo ieri sera, accenno perché sappiamo le pecche, io ho sempre ammirato
io sono di Padova, dunque Padova è già un'eccellenza rispetto agli altri, devo dirlo. L'ho già accennato, io quelle poche volte che ho avuto bisogno, ho avuto familiarità di più, e tutto di più, e non mi dilungo. Ieri sera ho guardato, facevo zapping con Rete Veneta perché gli argomenti, quelli che mi interessavano, e ho visto delle cose però allucinanti. Allora adesso sono in mano alle cooperative per mandare i medici negli ospedali. Potete informarvi, non è una cosa che è nota. Queste cooperative hanno messo una signora che non aveva la terza media, e come io andassi a fare il dottore, mi sembra allucinante. E c'è una società sempre della cooperativa che dovrebbe vagliare, controllare, perché c'è l'autocertificazione. Allora, sta autocertificazione io credo che dovrebbe essere eliminata, perché a questo punto, se io mi autocertifico di una cosa che è falsa, prima che vengono a scoprire che è falsa, perché è la burocrazia, è tutto un insieme di fattori, allora io credo che questa cosa dovrebbero eliminarla. Una volta, scusi, qualsiasi lavoro, andavi, ti presentavi, avevi un colloquio visivo, che è importante, perché capisci anche la persona che è davanti, sia chi cerca lavoro e chi lo offre, e hai modo di esprimere le tue paure, le tue capacità, e di essere all'altezza o non all'altezza, perché è inutile, se non si è all'altezza di fare un certo lavoro, è inutile insistere. Bisogna, come avete detto prima nella prima parte, anch'io non sono giovane, però mia mamma, come finivo la scuola anche elementare, mi mandava dalla parrucchiera sotto casa a lavare i capelli e mi dava la mancetta, che era proprio una roba irrisoria, però mi imponeva, forse non c'è più imposizione. E poi, come ha detto il professore, se una persona, io mia mamma, che ringraziando Dio è molto anziana, perché una volta erano delle rocce, mangiava di tutto, a 93 anni, l'ultimo anno era un po' così, però io cosa dovevo fare? Andare a sindacare il lavoro dei medici, perché addirittura mia sorella mi ha detto, perché hai fatto fare il Covid, l'iniezione. Ma scusatemi, io quando ho fatto tutti i 3 vaccini, il quarto non lo so, perché io sinceramente sto bene, però io uscivo con tutte le dovute precauzioni, perché dovevo andarmi a fare la spesa. Il pensiero dell'obesità qual era? E ve lo dico, mio figlio è magrissimo, però mio marito dovrebbe fare un po' perché di se no dieta. non ce la faccio, Sandra, a rispondere. No, dico solo l'ultima cosa. Qual era il pensiero? Dalle 9 di mattina, quando c'era il Covid, che eravamo dentro casa, cos'è che mangiamo all'1? Allora ci vuole movimento, ci vuole questo, ci vuole l'altro. Complimenti agli ospiti, e professore, insista, perché lei è una persona valida, no al 100%, al 1000%. Altro che liste d'attesa, qua vengono promossi subito. Ha sentito, dottore, è stato già nominato professore. Vede Sandonà che veloce che si fa, sveglia Veneti a promuovere, altro che in regione, qua bisogna venire. Allora Sandonà, come commenta? Però abbiamo questo problema di queste liste d'attesa, di questa sanità privata che sta galoppando rispetto alla pubblica. Cosa ci racconta? Allora, come ha detto giustamente il responsabile dei medici di base di Treviso, in cui mi trovo d'accordo praticamente su tutta l'analisi che ha fatto. I problemi in sanità sono molteplici e rischiamo di perdere forse la sanità pubblica nei prossimi anni, quindi occorrerà mettere veramente un focus molto attento a tutte quelle che sono le questioni aperte. Nelle liste d'attesa le stiamo riducendo, come Regione Veneto le stiamo riducendo negli ultimi mesi. Attendiamo delle indicazioni da parte della finanziaria, che doveva impegnare dei soldi per ridurle ulteriormente e portarle a dei tempi che sono dei tempi considerati ragionevoli. Comunque sono scese già
di molti mesi in quasi tutte le realtà del Veneto. Poi ripeto, il problema principale che ha la sanità in Veneto, ma in generale la sanità in Italia, guardi, basta che prendiamo un qualsiasi giornale di un'altra regione rispetto al Veneto. Ci sono, tutti i giornali aprono sui problemi sanitari, quindi la sanità del Veneto, fra virgolette, va ancora bene. Abbiamo sempre dei casi dei medici che operano nel pubblico, degli ospedali, delle strutture che funzionano bene e che danno le risposte ai pazienti. Io seguo costantemente, quando le persone mi contattano, vado a vedere se i loro casi vengono risolti, se sono stati presi in cura dal Servizio Sanitario Nazionale, dagli ospedali, e guardi che nella maggior parte dei casi, anzi nella quasi totalità, ricevono delle ottime risposte da tutte le nostre strutture pubbliche, e questo bisogna sottolinearlo. Io vedo anche tantissime lettere che vengono scritte dai pazienti, dalle persone che sono state negli ospedali, che ringraziano pubblicamente i medici, gli infermieri, il personale sanitario dei singoli reparti per l'impegno e per i problemi che hanno risolto. Poi quello che diceva prima il medico che è con lei nello studio, è aumentata l'aggressività, è diventato diverso l'approccio che hanno i pazienti molto spesso nei confronti delle strutture pubbliche. Sento anche amici miei, persone che, diciamo, che troviamo nella vita normale, che si lamentano di quello che è successo nell'ospedale, e dopo scopri che purtroppo il familiare di questa persona aveva tantissime e gravissime patologie, e come diceva prima il dottore, a 90 anni purtroppo è mancato. Ma una volta, come si diceva, si moriva anche prima, cioè non c'erano tutti questi farmaci, non c'era tutta questa attenzione alle cure, la gente non si rende conto. E poi abbiamo anche un altro problema che si aggiunge, che ci sono delle persone che sono, chiamiamole, venute ad abitare da poco tempo nel Veneto, sono delle persone che vivono e lavorano qui, diciamo degli immigrati più o meno regolari, che intasano le strutture dei pronti soccorsi e hanno un atteggiamento, ripeto, aggressivo molto spesso, di pretesa nei confronti dei medici. I medici si trovano, come diceva prima, delle denunce a carico molto spesso per aver fatto il proprio lavoro, il proprio dovere, in assoluta buona fede e con grande capacità e professionalità. Dobbiamo anche sottolinearlo, perché sono tutti dei grandi professionisti. Dopo gli errori purtroppo a volte capitano, però quello che si è visto negli ultimi anni con le denunce, con degli esposti alla magistratura, con dei processi in atto, è una cosa abnorme che negli anni scorsi non succedeva. Anche questo dobbiamo sottolineare. Sentiamo come commenta il dottor Gorini. Sono perfettamente d'accordo con il consigliere Sandonà. Purtroppo c'è stato un periodo di Covid che ha peggiorato la situazione, ha fatto saltare delle cose, e le liste d'attesa c'erano anche prima, ci saranno sempre, ma sono diventate una cosa impossibile, nel senso che purtroppo chi ci rimette è il paziente che sta male, che non ha possibilità. Allora, un consiglio, se posso dare, è alla politica di intervenire sul punto delle liste d'attesa. Sembra una stupidaggine, ma noi come medici di famiglia lo vediamo spesso. Quando noi prescriviamo una visita specialistica, ad esempio visita oculistica, e il paziente va in una struttura dove non fanno l'intervento, ad esempio la cataratta, perché è il primo posto che il paziente trova, quindi va subito da quell'oculista gli dice: devi fare l'intervento della cataratta, però qui non lo facciamo, devi andare nell'ospedale dove lo fanno. In quel caso il paziente ritorna da me, io devo chiedergli una seconda visita oculistica, perché sia l'oculista che poi lo opera correttamente, è corretto come ragionamento, che io prima di operare uno lo voglio visitare, non è che... Però questo comporta 2 visite oculistiche con la difficoltà che abbiamo nel tempo. Parlo dell'oculistica, ma succede anche in altre cose. No, ma fatto bene come esempio. È possibile che il primo oculista
abbia un rapporto diretto con l'oculista che opererà e gli spiega: guarda, questa è un'operazione tranquilla, a posto, oppure questo è meglio che lo riveda, cioè, che si parlino tra di loro e forse evitiamo delle doppie visite. Io mi ricordo che doppio ticket, ma il doppio ticket è anche di tempo, non soltanto economico, perché comunque aspetta un'altra visita si ingolfa tutta una serie di servizi. Piccola cosa, ma qualcosa può portare. Io mi ricordo che una volta avevamo fatto proprio nella ULSS 2 un accordo con l'allora primari della chirurgia per quanto riguardava l'ernia inguinale. Allora, l'ernia inguinale è una patologia frequente, per cui che il medico di famiglia è capacissimo di diagnosticare. Avevamo trovato un accordo con i chirurghi dove noi lo mettavamo già in lista d'attesa per fare l'intervento, saltava la visita chirurgica perché veniva soltanto ricontrollato prima dell'intervento. Snellire vuol dire snellire. Quindi non c'erano visite chirurgiche per ernia inguinale. Dopo un certo punto è cambiato il primario, è cambiato il direttore, è cambiato questo, è cambiato l'altro, la cosa si è finita e adesso per le ernie inguinali io continuo a chiedere. Proposta Sandonà, sentiamo prima Giusy perché siamo anche in chiusura, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Allora Mirella, mi dico solo che sta roba qua, in certi ospedali, che a volta che si è morto Maradona, hanno detto non sapevamo che era Maradona, è stato lì abbandonato aspettando di tutto e di più e allora non sapevamo che era Maradona. Se era Maradona lo prendevano subito. Non capisco questo discorso qua, non lo capisco. E tanti casi, sai, tanti casi. Vi saluto. Abbiamo sentito Giusy, allora Sandonà, come commenta le parole e la proposta anche del dottor Gorini? Mi sembrano anche delle proposte importanti. Ho preso gli appunti, è interessante quello che ha detto perché questo eliminerebbe dei tempi, delle ripetizioni magari di visite già fatte. Ecco, questa è una cosa importante, che è quello che ha detto il dottor Gorini, e sicuramente lo riporterò a chi di dovere, a chi si occupa della nostra sanità del Veneto, quindi il direttore generale Anicchi Arico e l'assessore Lanzarin. Ecco. Volevo un attimo cambiare leggermente argomento e tornare su un argomento che avevi accennato prima, Mirella, sul discorso dei bambini. Io credo che c'è anche una scarsa attenzione da parte delle amministrazioni locali nei confronti dei piccoli, dei ragazzi, di coloro che sono ancora in età, che va dagli 0, chiamiamolo fino ai 18 anni. Prima si faceva accenno che mancano dei campetti di calcio, delle strutture dove loro possono trovarsi, andare a giocare, ma io in generale pongo l'accento nei servizi che si fa alla prima infanzia, all'infanzia e all'adolescenza. C'è scarsa attenzione da parte delle amministrazioni locali. Io qualche anno fa avevo proposto una specie di vademecum, una dichiarazione di intenti per creare dei comuni a misura di ragazzi, cioè delle città a misura di ragazzi, in cui per esempio gli asili fossero a prezzi veramente minimi, se non dico politici. E qui il Veneto, apro una piccola parentesi, paga il fatto che noi abbiamo tantissime strutture private che derivano dalle nostre parrocchie, dalla rete che abbiamo in tutti i nostri comuni, a differenza di altre regioni dove le strutture sono pagate dalle strutture pubbliche. L'Emilia Romagna, gli asili sono quasi tutti pubblici, nel Veneto sono quasi tutti privati, sono gestiti dalle parrocchie, e questo dà una differenza, per esempio fra Veneto ed Emilia Romagna, di 400-500 milioni di euro. Mi scusi Sandonà, ma quando impareremo a copiare qualcosa anche dagli altri stati, visto che ci sono, di cercare di fare anche delle RSA all'interno degli asili, che sarebbe utile sia per i bambini, sia per le famiglie in difficoltà che non possono pagare gli asili privati o la babysitter, e sia per questi nonni, perché ne abbiamo molti in salute, ve lo posso assicurare, non sono tutti non autosufficienti, e darebbero gioia sia all'uno che all'altro, e magari avremo anche meno baby gang a 11-12 anni. Ma perché non possiamo mai copiare anche le cose buone, Sandonà? Noi copiamo i centri commerciali, i grattacieli, i cubi e le cose
cose buone non le compriamo mai, i coausi non li compriamo mai perché sono solo per quelli che hanno possibilità. No, non funziona così, Sandona, lei lo sa benissimo da che parte io sto, dalle fragilità, e queste fragilità si possono supportare con l'aiuto dei nostri amministratori se vogliono copiare qualcosa di buono. Prego, Sandona. No, sono d'accordo completamente in quello che hai detto. Sì, ma tutti sei d'accordo, ma non andiamo mai avanti, Sandonano, ho capito, sono anni che lo dico, sono anni che lo dico, che sono stanca di vedere i nonni da una parte, i bambini da un'altra, i centri estivi pagati fior di e non si capisce chi sono gli educatori, perché vorrei anche capirlo a sto punto, quando potrebbero essere gli stessi ragazzi con magari qualcuno ha detto i lavori, ma che seguono questi bambini. Si parla ma non si fa, arriverà sempre lo zio Remo. Faremo, daremo, arriveremo e dai accosteremo, ma si può fare, Sandonà. Ma deve essere anche le amministrazioni pubbliche che investono più soldi nei servizi per i bambini, per i ragazzi, perché per esempio una mamma, il grave problema, gravissimo problema che in questo momento ha la nostra società, che al primo posto di tutte le nostre problematiche è la natalità. Il nostro paese, il Veneto e l'Italia in generale sono ai posti più bassi per natalità al mondo. Di questo passo ci ridurremo fra 40, 50, 60 anni, avremo una popolazione dimezzata se non arriveranno degli immigrati che però abbiamo visto che creano degli ulteriori problemi, e questo è il problema principale della nostra società. Se non diamo un aiuto, un supporto vero, reale, economico alle famiglie che hanno dei figli, e specialmente alle mamme che hanno dei figli che poi possono usufruire dei vari, e diamo dei servizi da parte delle amministrazioni locali, ma non solo da parte dello Stato, e noi non riusciremo a invertire questo trend. Ma finché facciamo rimanere gli immigrati 18 mesi chiusi perché non si possono impiegare in nessuna parte, capisce che storie non ne andremo avanti. Abbiamo bisogno di agricoltori, abbiamo bisogno di infermieri, abbiamo bisogno di medici, abbiamo bisogno di insegnanti, abbiamo bisogno di tutto. Eravamo la quarta potenza al mondo, non so cosa sia successo, Sandonati, sicuro non è colpa vostra dell'ultimo, però qualcuno ci ha portato in questa condizione e noi saremo veramente stanchi. Guarda, ho fatto una giornata a Sandonà ieri che veramente volevo andare a prendere qualche politico che era in convegni assurdi di parlare di cose incredibili, e io là avevo gli anziani che piangevano, che abbandonati da tutto e poi inviti, tutti fanno tutto, tutti hanno tutto. Ecco, venite per cortesia, lei è già venuto, Sandonà, uno dei pochi. Penso, dottor Gorini, che su una mano se arrivo a 3 politici, sono dentro la provincia, l'unico ente pubblico dentro al pubblico, l'unico ente in Italia, pensate, 3 politici che ho visto. Perché? Perché devono dare risposte, la gente ha bisogno di risposte, non vengono, perché fa paura, la povertà fa paura, il dare risposta alla persona fa paura, non sono capaci, dovrebbero vergognarsi, Sandonà, dovrebbero vergognarsi. Quello che io vedo dentro una provincia è una cosa incredibile, sono i nostri diversamente giovani, famiglie che hanno perso il lavoro tutti e due, portano via la casa, mutuo strapagato, via soldi, via casa, via tutto, servizi sociali, risposta, ma come lei ne abbiamo tantissimi. Ma dottor Gorini, poi vengono da lei, noi andiamo fuori di testa, ma non ci sono neanche i psichiatri, abbiamo appena sentito, non so come faremo. Prego dottore, come concludiamo? Guardi Sandonà che sono molto preoccupata, glielo dico sinceramente, prego. Concluderei ricordando che è il momento di fare la vaccinazione per l'influenza e per il Covid. Una cosa positiva. La seconda cosa positiva è che forse abbiamo individuato un granellino che ci aiuta a togliere qualche visita specialistica di troppo e qualche ticket di troppo. E in questo do e riconfermo, come sempre ho fatto, la disponibilità al consigliere e a tutta la regione personale di provvedere per qualche consiglio, ma insomma ci sono poi i tavoli che fanno questo, ma quello che mi preoccupa di più è che nell'immediato abbiamo continuamente pazienti che restano senza medici perché i medici non ci sono.
e non dobbiamo cadere nell'illusione, nel trabocchetto delle cooperative che danno queste prestazioni, perché con questo finisce il Servizio Sanitario Nazionale e quindi quelle persone di cui mi parla aumenteranno sempre di più perché non si potranno permettere, perché adesso entrano sorridenti e tranquilli e poi un domani invece diventano padroni e vediamo la difficoltà che ha un paese come gli Stati Uniti, che già ha avuto 2 presidenti che hanno cercato di portare un servizio copiando dal Servizio Sanitario italiano, cioè gli Stati Uniti vengono e vogliono fare il servizio sanitario come l'Italia, e le lobby delle assicurazioni sono sempre riuscite a bloccare perché è un business molto importante. Sì, noi siamo in mano alle lobby, ecco. Purtroppo. Abbiamo le mafie, abbiamo la massoneria, abbiamo le lobby, abbiamo i furbetti, non ci manca niente. Hanno un po' abbiamo un menù, in tutto il mondo Sandonà, ci sono. che è fantastico. Prego Sandonà, come ci saluta? Grazie, le darò anche il contatto così se volete anche parlarvi, un tavolo in più non fa mai male, visto la situazione. Come ci saluta Sandonà? Io sono d'accordo anche con le ultime cose che ha detto il dottore. Il nostro modello di sanità pubblica con i problemi che stiamo cercando di risolvere è comunque un modello anche in giro per il mondo. Non c'è, ma neanche in Europa c'è un modello come quello che abbiamo noi in Italia e in particolare nel Veneto, e va assolutamente difeso con le unghie e coi denti. Come ha detto anche il dottore, stiamo attenti perché questi entrano dalla finestra e poi pian piano si impadroniscono di servizi e poi c'è il rischio che la sanità diventa solo la sanità per chi se lo può permettere, e noi dobbiamo impedire questo perché la scuola pubblica e la sanità pubblica sono le basi e il fondamento di quello che è la nostra funzione pubblica come Stato e anche come Regione. Mi scusi, è in Regione lei Sandonà? No, perché ho qualche dubbio, lei è in Regione che lavora a Sandonà? No, perché mi sembra che lavori dall'altra parte Sandonà, le voglio bene Sandonà, lavora in Regione davvero? Cosa dice dottor Gorini dalle parole? Perché è una brava persona, ha sentito? Sì, ecco, a parte se no non l'avrei mi ha fatto molto piacere sentirlo perché vedo che è una persona che potrebbe essere sicuramente in questo tavolo seduta a fianco a noi per il bene dei cittadini. Grazie sia al dottor Brunello Gorini, segretario Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, sempre grazie a Luciano Sandonà, collegato con noi da Padova, consigliere della Regione Veneto, lista Zaia, sa cosa dirà Zaia quando lo sente. Grazie, buona giornata. Arrivederci. Io dormo a macchina con 2 bambini e non ho trovato neanche l'hotel pieno. E tanto pagare una notte 70 euro, 100 euro e tanto. Nader e Asma vivono in macchina da 3 settimane con i loro figli, un bambino di 4 anni e mezzo, una bambina di 11 mesi. Sono arrivati dalla Tunisia 2 anni fa. Hanno regolare permesso di soggiorno. Nader ha un impiego a tempo indeterminato, eppure nessuno vuole affittare loro una casa. Io ho tempo determinato, contratto di lavoro, non problema di mangiare, non problema solo la casa. Io ho cercato tutto, tutta l'agenzia, lascia tu un numero, ti chiamo, niente. Lui sempre gira con la mia macchina, 20 euro, 30 euro gasolio, a mattina, a sera. Nella loro auto parcheggiata vicino alla chiesa di Sacro Cuore a Padova, tutta una vita stipata in poche valigie, i pannolini per la piccolina e le coperte per il freddo. La coppia qualche volta riesce a trovare un posto per un paio di notti in albergo, ma loro vorrebbero trovare una casa in affitto. Il problema non è soldi, il problema è che sempre l'agenzia lascia il tuo numero e quando io ho trovato una casa, sempre il proprietario nuovo stranieri. Si sono rivolti ai servizi sociali del comune di Curtarolo, dove hanno la residenza, ma ancora non hanno trovato un alloggio. Prima di vivere in auto erano stati ospitati da un conoscente. La preoccupazione è tanta, soprattutto per i bambini. Il più grande va all'asilo. Tutto intorno a questa famiglia si sta muovendo la solidarietà. La speranza è che qualcuno porti presto una bella notizia. Io pago l'affitto, pago cappara, pago tutto. Io sono chiaro, non è come un'altra persona, fai soffrato. Io solo lavorare, sempre lavoro, anche non fai malattia. Io sono stato adesso 1 anno e 10 mesi con il mio azienda
solo una volta che ho fatto malattia, ho bisogno di una casa. Per favore, aiutami. Allora, questa mattina ne parleremo con Marco Marseglia, che è Presidente Forum delle Famiglie della Regione Veneto. Allora, Presidente, qui c'è un grande problema, nel senso non si può sempre vedere il diverso come un nemico, non si può vedere sempre una persona che veramente solo perché il colore della pelle è diversa o parla un'altra lingua non dare l'opportunità di integrazione. Questa persona dice: io lavoro, ho sempre lavorato, non sono mai stato a casa, ho messo su famiglia, mi comporto bene, però quello che mi manca non è il mangiare, è la casa. Perché non si affitta, si ha sempre paura. È passato questo messaggio, che io lo dico sempre, Presidente Marseglia, devastante, sono riusciti a mettere i poveri contro i poveri. Questa è la grande realtà. Prego, Presidente, cosa ci racconta? Allora, intanto grazie. Io prima di essere Presidente del Forum delle Associazioni della Famiglia Veneto sono anche un membro della comunità Papa Giovanni XXIII di Don Oreste Benzi. E faccio una piccola parentesi proprio per contestualizzare l'intervento che sto per fare. Quindi noi come comunità siamo una comunità di famiglie, case famiglie e anche cooperative e viviamo proprio sulla pelle quelle che sono proprio le nuove povertà, intese anche come anche come emarginazione. Don Oreste diceva un concetto ben preciso: bisogna rimuovere le cause che portano alla povertà e che portano anche a queste distorsioni della povertà. Lei dice giustamente: sono i poveri contro i poveri, ma sono anche mondi culturali contro mondi culturali. Quindi noi ci siamo ogni giorno, io con Laura, mia moglie, abbiamo una casa accogliente qui in provincia di Treviso, e ci rendiamo conto che le nuove povertà sono proprio il frutto di mondi che si stanno polarizzando su diverse posizioni. C'è chi è più povero ed è sempre più povero, c'è chi è più ricco e è sempre più ricco. In mezzo c'è l'egoismo di tutto questo, per cui quando vediamo questi episodi ci dovremmo chiedere quando noi siamo disponibili a cedere parte del nostro egoismo a favore del fratello che in quel caso è in difficoltà. Quindi è vero, e questo è un problema di una situazione di casa, ma è la punta dell'iceberg che c'è. Questo è quello che noi vediamo, ma è quando la nostra comunità è realmente accogliente. E fa bene a dirlo, Presidente, e la ringrazio di queste parole che mi toccano profondamente, perché io quando penso a questo banco solidale che mi ha aperto molto la mente, è dal 2010, perciò non è da ieri che ce l'ho, ma soprattutto a capire che sono persone che se tu gli dai rispetto, dignità e fiducia ti ripagano e bene. Io non ho una lite al Banco Solidale, e sì, sono vari paesi che vengono, varie nazionalità, varie persone, perché ognuno ragiona con la propria testa, però l'integrazione è proprio questa: saper accogliere, saper anche dare le regole, perché ci vogliono le regole, assolutamente, non è che non si devono dare le regole e vanno rispettate, ma loro lo sanno, e quando capiscono che veramente tu stai cercando di migliorare la loro qualità della vita, ti ripagano col comportamento, ti ripagano con questi sorrisi, con questi abbracci, con questo grazie continuo che loro ti dicono in continuazione. Siamo noi che siamo molto chiusi, perché come ho detto prima e ripeto, sono riusciti a fare questo, a far vedere il diverso che è un delinquente, uno spacciatore, che non ha voglia di far niente, che viene mantenuto da reddito di cittadinanza, mentre la realtà è un'altra. La realtà è un'altra, che questo Paese deve aprirsi un po' di più, perché siamo ancora a profondo nord. Presidente. Allora, era questo proprio che sottolineavo, proprio è una questione culturale, e questo noi lo vediamo anche come forum, portando proprio il fulcro di quello che è l'elemento fondante della nostra società, che è la famiglia. Se noi non insegniamo l'accoglienza nelle famiglie, avremo sempre meno famiglie che saranno disponibili all'accoglienza.
E come lei sottolinea anche col servizio, a volte non è una questione economica. Non è una questione economica, quindi noi notiamo che grazie a Dio sempre più ci sono a tutti i tavoli istituzionali, c'è un interessamento sulla famiglia, sulla crisi della famiglia che poi porta alla denatalità e tutta una serie di conseguenze negative per l'intera società. Ma grazie a Dio se ne parla, grazie a Dio ci sono sempre più fondi disponibili per la famiglia, però vediamo che a volte non basta, non è soltanto far arrivare una pioggia di aiuti economici che risolve la situazione. Purtroppo stiamo gestendo una deriva culturale della chiusura della famiglia e quindi quando lei dice l'apertura, ci vuole tanto ad aprire la porta di casa. Basterebbe che ognuno di noi riuscisse ad aprire la porta di casa, non c'è bisogno di fare grandi cambiamenti. Ritornare semmai a quella cultura tipica veneta che era della corte veneta, dove le famiglie si prendevano cura della famiglia. Ecco, come forum noi siamo anche promotori della rete di famiglia. L'associazionismo va in questo senso. Se io immagino quello che vivo personalmente, io ho la mia famiglia, una famiglia accogliente, una famiglia che apre ad altre famiglie, sì, però in questo momento sto dedicando del mio tempo per favorire altre associazioni, per favorire questo fenomeno che mi auspico possa diffondersi il più possibile. Quindi insieme ci salviamo. Da soli non andiamo da nessuna parte. Sono veramente contenta che sia presente questa mattina per far capire che forse proprio questa solitudine non è il mangiare delle volte, no. Manca l'ascolto, manca questa persona che ti accoglie con un sorriso. E quello che vedo, e ve lo dico tutte le mattine perché sapete che io vi racconto, è che queste persone che hanno pochissimo, molto meno di quello che abbiamo noi, nonostante qualcuno si lamenti perché ha poco, hanno sempre il sorriso. I bambini sono sereni. I bambini sono sereni, non danno nessun disturbo, nessun fastidio e continuano a dire grazie per quello che gli dai. Ecco, forse dovremmo capire anche che c'è un'altra medaglia, una medaglia di persone, di famiglie che vogliono integrarsi, che vogliono contribuire, come abbiamo sentito, il servizio. Dopo sappiamo benissimo che c'è il buono e il cattivo, ma il buono e il cattivo non ha un colore. Il buono e il cattivo è di tutti i colori, perché tutti hanno un cuore, un cervello, un'anima, ognuno cresce in base alla vita che fa, il percorso di vita. Io dico sempre, guardate che i nostri ragazzi sono così, ma quelli diciamo che dobbiamo cercare di recuperare, e non sono tantissimi rispetto a quelli bravi, perché io sono dell'idea che quelli bravi, Presidente, sono molto di più, però è là che dobbiamo andare a parare, perché ci sono dei percorsi che voi non avete idea, distruttivi, devastanti. Ci sono ragazzi che si trovano con 3 papà, 3 mamme, perché queste anche se non ufficiali, ma sono sballottati di qua e di là, hanno magari anche quello che non serve, ma a loro serve un punto di riferimento che non trovano. Ed ecco che arriva il caimano, che è dietro l'angolo, che li prende, che può essere il bullo, che può essere lo spacciatore, che può essere il delinquente, perché sono in balia di queste persone, perché non hanno punti di riferimento. O sbaglio, Presidente? No, ritorno sempre su quello che dicevo prima, non per ripetermi. Il punto è promuovere una cultura della famiglia. La famiglia è l'elemento fondante della nostra comunità, ma anche come fucina di una cultura. Se la famiglia è in crisi e quindi non riesce a trasferire dei valori ai propri figli, questi un domani saranno famiglie che non sono state abituate a dei valori. Quindi la cultura si trasmette quotidianamente H24. Cioè io vedo il rapporto che ho con i miei figli. Sono generazioni diverse, ma se c'è dialogo all'interno della famiglia, c'è proprio un'osmosi tra le generazioni. Se io non ascolto i miei figli su quello che mi hanno da dire, non riuscirò neanche a comunicare con i miei figli. E quindi diventano sempre, a volte anche generazioni che vivono in un contesto ma in maniera separata. Faccio un esempio, ora tutti ci rendiamo conto della crisi della famiglia, no?
e gestiamo la crisi della famiglia come un'emergenza. Giustamente in Italia siamo abituati a gestire le emergenze, ma qual è il peso che io come mia generazione sto riversando sulle generazioni future dicendo attenzione, siete voi che non siete più pronti a generare, che la famiglia l'abbandonate. E no, non posso scaricare solo sulle generazioni future, devo fare un passo indietro e capire cosa io ho fatto per agevolare le generazioni future. E quindi poi alla fine è proprio una corda che si sta sfilacciando. Stiamo arrivando purtroppo verso il T0 del non ritorno, ma perché ce ne stiamo accorgendo a livello economico, a livello di welfare, cioè di sanità. Se non ci sono le future generazioni, se la popolazione ha neanche un graduale proprio diminuzione diciamo degli abitanti del nostro paese, cioè domani non è più tutto sostenibile, quello che abbiamo creato non si sostiene più. Presidente Marseglia, però io ho un dubbio, e è un dubbio anche che ci penso spesso, che sia proprio vero che è una questione economica non far figli, oppure è diventata una pigrizia, non saper più rinunciare a qualcosa, perché sanno benissimo che un bambino impegna, un bambino ha bisogno di tante attenzioni e magari la vita che fai al momento ti rende autonoma, ti rende libera, tutto sommato sto bene così, anche perché anche come donne non è che abbiamo un parterre molto ampio da poter scegliere, anzi ci stiamo isolando perché abbiamo anche la paura adesso di uscire, ecco perché appunto gli esempi negativi, e dai, questi esempi negativi fanno sì che abbiamo paura di uscire, tanto è vero che hanno aperto addirittura adesso un locale per sole donne, perché si spera, dice questo titolare, che almeno lì siano sicure. Ma noi non possiamo avere la persona diversamente giovane che ha paura di uscire di casa perché ha paura che qualcuno arrivi alle spalle. Possiamo avere i giovani che non riescono a uscire di casa a 30 anni, sono ancora in casa con i genitori perché stanno bene e continuano gli studi. Ecco, secondo lei è proprio una questione economica, perché una volta non avevano tantissimo, però i figli erano tanti. Io vedo anche queste famiglie che loro dicono fanno sempre figli, non hanno altro, fanno figli e non guardano la televisione come la guardiamo noi, perché è la verità, bisogna anche dirlo. Ecco, forse c'è qualcosa, lei, ecco, come vede le famiglie nostre? Allora, sicuramente non è solo una questione economica, effettivamente è una questione culturale, cioè quello che è la cultura della famiglia nel tempo si è un po' sfilacciata, ma perché è stata vittima soprattutto anche di una cultura di consumismo. Qui il mio modesto pensiero, cioè tutto, diciamo, la nostra cultura è verso il consumismo e il soggetto da solo è un soggetto che consuma di più. Quindi tutto quello che viene fatto anche come, come input nella nostra società è sempre andare verso un egoismo, verso una solitudine. Poi gli effetti sono tutt'altro, no? Quindi l'altra parte della medaglia è quello che lei giustamente aveva detto, cioè ci sono sempre meno giovani che sono predisposti a fare famiglia. Perché? Perché forse la parte, giustamente la parte femminile non è così tutelata come la parte maschile, perché la famiglia si sente da sola nell'essere generativa, perché tutta l'organizzazione quotidiana della famiglia può essere un problema, perché a volte non abbiamo gli strumenti, non ci vengono dati gli strumenti. Ora vediamo anche le politiche per gli asili nido, stanno decollando, grazie a Dio, no? Ma è una parte della vita. Cioè, se io vedo la mia vita quotidiana tra me e mia moglie, di come ci dividiamo i compiti nella gestione, perché c'è tutto, c'è dall'accudimento, ma c'è dalla scuola, ci sono gli sport, ci sono la cultura, perché stiamo cercando comunque di dare sia ai nostri figli naturali che ai nostri figli accolti un ventaglio di apertura.
però quelli che i nostri figli, dico, respirano è una cultura della famiglia. Ecco, io originario sono pugliese e sono qui in Veneto da un po' di anni, però io ho l'idea della mia famiglia, dei valori che la mia famiglia mi ha trasmesso, ed è quello che io naturalmente, anche se non mi impegno, naturalmente trasmetto ai miei figli. Allora, Presidente Marselli, io l'ho già detto ancora tempo fa che il Sud ha un'altra visione della famiglia. Prima roba, la vostra porta è sempre aperta per quello che arriva. Noi alle 11:30 chiudiamo, guai a mezzogiorno suonare i campanelli. No, perché bisogna dire le cose come siamo. I diversamente giovani, voi ve li tenete a casa, tanto è vero che le RSA sono molto poche rispetto a quelle che abbiamo noi. Non si sa il perché, ma è la storia vera. Ed è molto rispettato questo diversamente giovane. Quello che succedeva anche qua, non tanti anni fa, poi si è cambiato il modo di fare le case, di vivere la casa. L'anziano nella RSA, anche se ancora autosufficiente, molti sono andati da soli perché si sentivano un peso. Tanto è vero quella lettera bellissima che ho letto, lettera di un padre e un figlio, non so se lei l'ha mai sentita, l'ha letta? Sì, l'ho letta, sì. Ecco, fa capire che questa è la realtà, perché se tu parli con qualsiasi diversamente giovane, come faccio io, anche al banco solidale, la solitudine è terribile. Hanno figli che non vedono, nipoti che non vedono, non si pensano neppure. Perché? Perché, come dice lei, Presidente, sono i valori che tu trasmetti da bambino ai tuoi figli. Allora, se crescono quei valori è facile che questo nonno sia nonno. Se invece non lo sentono, perché neppure il papà e la mamma sentono di essere figli e di avere un genitore, non andremo da nessuna parte. O sbaglio? Allora, culturalmente, come facciamo a crescere? Perché poi il cerino passa alla scuola. La scuola deve fare, dai. E la scuola ma la scuola può fare quello che può fare? Ecco, cos'è che manca, secondo lei? Perché non eravamo così. Non eravamo così chiusi, così pigri, così poco accoglienti. Ascoltare, una volta si ascoltava molto, specialmente il diversamente giovane. Adesso abbiamo dei centenari che io delle volte mi incanto ad ascoltarli, perché sono veramente persone di buon senso, ma tanto, che hanno tanto da insegnare. Prego, Presidente. Ecco, lei sta portando una sua esperienza, no? L'esperienza del dire io metto a disposizione il mio tempo, la mia, per quanto riguarda proprio l'apertura. Il vostro emporio, cioè tutto va verso l'apertura, no? E però sta sottolineando anche diciamo, un elemento molto positivo di quello. Dice io recepisco ogni volta un ritorno da parte di queste persone, che siano giovani, meno giovani, i quali comunque stanno lì e mi parlano. Lei ha creato un momento o una possibilità in cui questo incontro ci sta, e in questo, diciamo, il passaggio anche di culture ci sono. Ecco, nella nostra società sta avvenendo meno questo. Quando io apro la porta di casa mia e mi arrivano famiglie, mi arrivano soli, cioè giovani, meno giovani, che sono lì proprio, che chiedono un momento di attenzione. Ecco, in quel momento di attenzione che io con mia moglie Laura, ma anche come i nostri figli, perché i nostri figli sono abituati all'accoglienza, e questo è un altro valore, che dovrebbe essere trasferito. Noi ci rendiamo conto che le persone, proprio si crea un dialogo. E io quando dicevo prima, il dialogo generazionale non è banale. Se mio figlio non ascolta una persona anziana, ci sta di mezzo la mia generazione che li ha divisi. Quindi quella cultura che lei diceva, sì, al sud lei è vero quello che dice, però anzi andiamo alla deriva è quella, no? Quindi non è che ci sono delle isole felici. Ecco, quindi io tornerei proprio su un discorso di come, diciamo, qual è il ruolo della famiglia all'interno di questa società. E quindi il ruolo della famiglia è lì il fulcro. Noi non possiamo demandare solo alla scuola, è troppo semplice, è troppo comodo, non possiamo demandare alla chiesa dove è presente con l'oratorio, con tutto, perché è troppo semplice. Il bambino che viene portato, faccio un esempio, al catechismo, non è soltanto il portarlo, è determinato vivere. Quindi se io non sono esempio
in prima persona, come posso demandare poi ad altri? Sebastiano da Abano, ciao Sebastiano, ben arrivato. Sebastiano? Sì, la sento. Prego. Buongiorno, Buongiorno. Mirella, lei e ospite. Niente, io volevo parlare della famiglia. Purtroppo ormai in tutte le famiglie ci hanno rovinato tutti a questa tecnologia del telefono. Perché io mi ricordo quando ero bambino giocavo con i miei amici, giocavo a nascondino, giocavo con le macchine telecomandate. Adesso lei vede bambini già che hanno il telefonino in mano. Quindi non c'è più quella amicizia che c'era prima. Ora io dico, creare la famiglia, sì, bisogna trovare naturalmente la donna e l'uomo giusto, perché noi vediamo che purtroppo quando una divorzia l'uomo diventa un barbone, in poche parole. Per quale motivo? Perché deve uscire intanto fuori di casa. Quindi quella persona lì con uno stipendio deve andare via fuori da casa, deve lasciare magari la casa alla moglie, gli deve dare anche il mantenimento, e quella persona lì che guadagna 1.200 euro e gli deve dare il mantenimento alla moglie e ci dovrebbe mantenere anche lui con un'altra casa, come si fa? Non c'è più possibilità. Ora io dico, sono del parere, chi chiede il divorzio, benissimo, sei libera di chiedere il divorzio. Però se sei una donna corretta non devi mettere l'uomo in mutande, scusando la parola. Tu all'uomo hai certo di andare via da casa, vai via tu di casa, ti alzi le manichine e vai a lavorare. Invece ci sono parecchie donne che ne approfittano, non cercano magari di lavorare e chiedono soltanto il mantenimento e vogliono soltanto mantenute. Quindi quella è la rovina dell'Italia purtroppo, perché come si fa un uomo ad andare via da casa, mantenere anche la donna, e nel frattempo quell'uomo lì o va a abitare di nuovo dai genitori, se ha la fortuna, oppure va a abitare sotto un ponte. Purtroppo quella è la realtà, signora Mirella. La ringrazio e mi scusi per lo sfogo. Ci mancherebbe, hai fatto bene Sebastiano, ti ringrazio della telefonata. Allora, come commentiamo, Presidente Marseglia, la telefonata di Sebastiano? L'intervento lo divido in due parti. Quello che è la parte, diciamo, finale dell'intervento, che è come le famiglie si impoveriscono a volte, no? Quindi vanno verso la povertà. Poi c'è la prima parte che era, diciamo, l'ausilio della tecnologia e come la tecnologia viene vissuta all'interno delle famiglie. Ecco, come forum delle famiglie abbiamo sottoscritto anche con ANCI un protocollo proprio per ANCI Veneto, nello specifico con il sindaco Mario Conte, sì. E è stato sottoscritto un protocollo che va anche diciamo a mettere proprio a definire quelle che sono le fasi progettuali proprio per far sì che i comuni, nello specifico, che sono le istituzioni più vicine alla famiglia, possano, in aiuto con il forum delle famiglie, mettere a terra determinati strumenti. Ecco, una cosa volevo sul discorso della povertà, quindi prendo questo. Noi in Veneto fortunatamente siamo una delle poche regioni che abbiamo una legge regionale sulla famiglia del 2020 e ci mette un po' all'avanguardia come regione, e grazie a Dio abbiamo questa legge che ci permette di avere poi dei fondi da destinare alle famiglie. Sono tutta una fase propedeutiche per avere questo. Però quello che con la legge regionale si sta cercando di fare, e anche come ANCI Veneto cerchiamo poi di mettere a terra e cercheremo di mettere a terra, è quello proprio di passare proprio da un impianto che è l'impianto ISEE a un piano di fattore famiglia. Perché? Perché l'impianto ISEE, che è l'impianto mediante il quale si identificano i requisiti per avere una serie di bonus a livello di quelle che vengono elargite alle famiglie, a volte è riduttivo. Certo. A volte è una fotografia sfocata ma non entra nel merito. Ecco, con il fattore famiglia si va più nello specifico, e quindi anche quelle situazioni di genitore da solo che però deriva da una situazione di divorzio, da una situazione
viene valorizzato in maniera diversa. È logico che se sono un single, che ho il mio lavoro dignitoso, ma non ho altro da sostenere, sicuramente dovrà essere valutato in maniera diversa da chi invece deve dare dei sussidi, deve dare delle risposte. Degli aiuti alla famiglia. Quindi diciamo che il fattore famiglia può, tra virgolette, aiutarci proprio a calare questi aiuti sempre più in maniera più capillare e più in maniera quasi scientifica. Per quanto riguarda poi invece il discorso della tecnologia, questo è una sfida che abbiamo come famiglie sui nostri figli e anche per il futuro. La tecnologia non è per forza negativa. L'utilizzo della tecnologia può essere sbagliato e quindi come educare, diciamo, le nuove generazioni all'utilizzo della tecnologia, lì è un compito che tutti, noi non possiamo dire i bambini stanno davanti al cellulare, no, i bambini stanno davanti al cellulare perché c'è stato un adulto che gliel'ha dato e che in maniera forse inconsapevole ha dato uno strumento che ha tutta una serie di implicazioni anche negative a livello di privacy, a livello di tutto quello che ci può essere, quindi è una diseducazione degli adulti. Certo. Di sicuro il bambino da solo non arriva al cellulare, lo chiede, qualcuno glielo dà. Una volta ti davano il gioco, il pupazzo, il giocattolino, il trenino, avevi anche una modalità perché i giochi erano creativi, adesso non c'è più niente. Faccio sempre una precisazione. Noi diciamo è bello che i bambini vanno a giocare nei campi, io da bambino sono vissuto diciamo, nei campi, quindi ero creativo al massimo e grazie a Dio che mi è stata data questa possibilità. Però quando poi il bambino torna a casa con le scarpe sporche, con tutta una cosa del genere, l'adulto è proprio così accogliente. No, anzi. Quindi diciamo, era una battuta, però... No, perché i bambini hanno, molti bambini, non tutti, perché ce ne sono anche di genitori bravi, dobbiamo anche dirlo, però molti bambini hanno il terrore, nel vero senso della parola, l'ha detto anche un pediatra, di sporcarsi, cosa assurda. Allora andiamo a vedere invece cosa dice proprio il dottor Calò a Meloni, questa lettera, andiamo a sentire e poi commentiamo in servizio. L'ho invitata a capire che c'è, come ha detto lei, una dimensione storica che va oltre ed è un'occasione d'oro. Antonio Calò, già cittadino europeo 2018, simbolo di un'accoglienza dei richiedenti asilo concreta, 6 ragazzi provenienti dall'Africa presi in casa come figli, si è rivolto con una lettera alla Premier Giorgia Meloni chiedendole un incontro per affrontare con serenità, scrive, la questione migranti. È praticamente dalla Bossi-Fini che lo Stato non è riuscito... Più di 20 anni che lo Stato italiano non è riuscito a elaborare un modello di accoglienza tale da poter vivere questa esperienza in maniera positiva e costruttiva. La norma in vigore viene quotidianamente disattesa, gli ingressi non sono regolamentati e questo nuoce di fatto a tutti. Io girerei tutti i comuni d'Italia a spiegare che cos'è l'accoglienza diffusa. E l'accoglienza diffusa, se è fatta bene, è una risorsa sia per chi accoglie sia per chi è accolto. Accompagniamo dall'inizio alla fine, io sono sicuro che i risultati emergono in maniera costruttiva. Accompagnando le persone in tutte le loro fasi di tappe emergono sia i disgraziati, sia i farabutti, sia i santi, sia le persone normali. E nel momento in cui sono dei disgraziati sono io il primo a dire tornatevene a casa. Quello che Calò propone è dunque un modello di gestione del fenomeno non in carico alle famiglie, sia chiaro, ma affidata al binomio Stato, mondo sociale e produttivo e ai comuni. I miei ragazzi oggi sono tutti autonomi, e la parola autonomia è importantissima, hanno un lavoro gran parte a tempo indeterminato, hanno una loro casa, una loro abitazione, pagano quindi tutte le cose che paghiamo anche noi. L'accoglienza è una dimensione propedeutica alla pace, perché mi pare evidente che se dovessimo continuare in questo modo noi stiamo alimentando un possibile scontro. Allora, Presidente Marsiglia, come commenta le parole del dottor Calò, che lei conoscerà di sicuro? Prego. Sì. Allora, io lo conosco, non personalmente, ma lo seguo e quindi lo stimo anche per quello che ha fatto. Era un
progetto anche con mia moglie di quella tipo di accoglienza anche con il sacerdote in casa, era tutto un progetto, però lì è una apripista su questo. Ecco, io sottolineo una cosa di quello che ha detto e che sta facendo, non che ha detto, che sta facendo Calò. Calò non ha fatto altro che aprire le porte di casa, ribadisco questo. Quello che ha detto lei prima. Ribadisco, quindi ha aperto le porte di casa, la risposta della sua apertura è stata quella tipologia di accoglienza. Però quello che Calò dice giustamente, le persone che io accolgo domani sono indipendenti, vanno verso l'indipendenza, vanno verso una dignità dell'accoglienza. L'accoglienza non è soltanto mettermi in pace con me stesso e dire che ho accolto, no, l'accoglienza è dare dignità alla persona che stai accogliendo, perché quella persona che pretende dignità, e grazie a Dio che la pretende dignità ed ha il diritto di avere dignità, è una persona che se giustamente non bruciata, perché se la mettiamo in un luogo e la teniamo là, se non bruciata è una risorsa per il sistema paese. E quindi in quell'ottica anche dell'apertura e dell'osmosi tra le culture è tutto propedeutico anche alla pace. Quindi se le culture si permeano, cioè noi permettiamo alla cultura di non essere monolitica, ma di essere comunque permeabile, scusa il termine, di essere permeabile, ogni cultura si arricchisce in questa maniera. Quindi la politica dell'accoglienza volta a una rivalutare l'accolto è una politica che dà frutti ed possiamo dire, sarà il nostro futuro. Allora andiamo a vedere, visto che abbiamo parlato di nonni, così rivediamo anche l'ex presidente delle famiglie, perché adesso è salito, è andato a livello nazionale, il presidente Bordignon. Andiamo a sentire questo servizio Bordignon Nonni. Festa dei nonni e festa degli angeli, due ricorrenze accomunate in un solo dalla stessa data, il 2 ottobre. I nonni sono un po' gli angeli delle famiglie, sono quella presenza continua che dà garanzie, che è gratuita, nel senso che non attende niente dai più piccoli, perché tante volte anche gli adulti hanno delle aspettative, delle richieste sui figli che i nonni invece non hanno con sé. Affiancare i genitori nell'organizzazione dei bambini, educare, tramandare tradizioni, i nonni portano con sé un bagaglio fondamentale, anche se capita a volte di darlo per scontato. Quando incontriamo dei genitori che hanno i nonni lontani o che hanno perduto i nonni, fanno sempre questa sottolineatura. Beati voi che avete i nonni, che danno una mano, sono presenti, danno delle sicurezze anche nell'incertezza della vita, e allora questo aiuta anche le famiglie che hanno i nonni, che delle volte li danno per scontati, a riconoscere questo valore straordinario. Un valore straordinario al punto che il consultorio Centro per la Famiglia di Treviso ha avviato da 6 anni un percorso di incontri sulla nonnitudine per aiutare chi nonno già lo è o lo sta per diventare a ricoprire questo ruolo così importante. I tempi stanno cambiando, i linguaggi cambiano, e ci troviamo nonni che devono cominciare a parlare con i nipoti di social, di profili Facebook, Instagram, ma anche tornare a questioni più preziose che sono la dignità della persona, la storia di un territorio, la storia di una comunità. Abbiamo nonni di 55 anni e nonni di 75 anni e quindi ci sono dinamiche differenti, nonni che lavorano, nonni che sono in pensione, vogliono trovare il modo giusto ed equilibrato per essere a fianco delle nuove famiglie. Allora, parlavamo di associazioni importantissime, come abbiamo sentito il Bordignon, ma soprattutto il ruolo dei nonni, ecco, la festa dei nonni, che è una festa bellissima, ma non è quella festa. Noi dobbiamo ricordarci di queste figure tutti i giorni, dobbiamo capire, e lo dico tutte le mattine, ma tutte le mattine Marsiglia, che se siamo diventati così grandi e bravi è merito loro, del lavoro, del sacrificio, del sudore, delle guerre che hanno passato, perché loro non hanno vissuto la povertà, loro hanno vissuto la miseria, e quando noi andiamo a fare le raccolte ai banchi, alle collette alimentari, sono i primi a darti, quelli che hanno poco ti danno, e sono loro, perché sanno cosa vuol dire aver fame, non avere niente. Prego Marsiglia. Allora, il ruolo dei nonni, questi fantastici superiori a volte dei nonni, no? E grazie a Dio che ci sono, cioè, quindi grazie a Dio che ci sono, perché le famiglie fanno
tanto affidamento sui nonni. I nonni vivono i nipoti in una maniera splendida, vivono una genitorialità 2.0 con i nipoti, e sono un pilastro fondamentale perché tanto è basato sulla disponibilità dei nonni. Io quando vado a prendere i miei figli alla scuola vedo la maggior parte sono nonni che prendono, quindi c'è proprio un carico su queste figure che è un carico sociale, ma fortemente sociale. Se non ci fossero i nonni, tanti bambini forse non ci sarebbero neanche, e quindi ritorniamo a quel discorso della cultura e della collaborazione tra le generazioni. Come lei diceva, i nonni sono quelli che fanno parte di generazioni che hanno vissuto esperienze diverse. Ecco, è importante che anche queste esperienze vengano trasmesse ad altre generazioni. Cioè, generalmente i genitori, che sono figli dei nonni, le hanno vissute in maniera diretta. I figli non hanno questa possibilità, quindi il valore dei nonni è un valore doppio in questo senso, no? Perché chi ha vissuto le guerre, chi ha vissuto un periodo di boom economico dove questo boom si è basato proprio sulla disponibilità e sulla volontà di riscatto, no? Diciamo di generazioni, questi sono valori che se non vengono trasmessi vengono persi. E l'Italia è grande perché queste generazioni l'hanno fatta grande. Ecco, quindi quei valori, se non trasmessi nelle nuove generazioni, sono valori persi, e quindi le nuove generazioni che tramite quegli strumenti tecnologici guardano al mondo, molto spesso guardano più al mondo e non a quello che sono le proprie radici. Quindi sarebbe veramente una distorsione, no? Una distorsione culturale. Quindi diciamo il ruolo dei nonni va valorizzato, come diceva giustamente Adriano, cioè noi stiamo facendo anche della formazione per i nonni, no? Perché hanno anche loro la dignità di essere riconosciuti come uno dei pilastri della nostra società. Quindi quando noi parliamo della famiglia come elemento fondante, la famiglia è elemento fondante, ha le radici in altre famiglie, e quindi diciamo che il passaggio della cultura, e quando parliamo di rivitalizzare la cultura della famiglia, dobbiamo vedere prima quali sono le nostre radici, altrimenti costruiamo un modello che è asettico. Allora andiamo a vedere proprio un altro servizio proprio con Adriano Bordignon, Nuove Famiglie. Andiamo a sentire. Noi annunciamo questo problema da molto tempo, ma ci sembra di essere nel film Don't Look Up, quando l'asteroide minacciava la Terra e nessuno se ne rendeva conto e nessuno correva ad agire. Se non si riuscirà a invertire la rotta, da qui al 2041 in Veneto il numero di coppie con almeno un figlio sotto i 20 anni calerà del 24%. Ne mancherà dunque 1 su 5. Famiglie che cambieranno volto, basti pensare a una crescita del 77% di quelle formate da un padre single con figli tutti over 20. Denatalità e progressivo invecchiamento della popolazione sono un mix letale, come torna a denunciare il Forum delle associazioni familiari. L'Italia è il terzultimo paese dell'Europa a 25 per risorse messe a disposizione della famiglia. Con l'assegno unico che è arrivato l'anno scorso c'è stato un piccolo saltino avanti, siamo quintultimi. Poi mancano servizi a livello territoriale, ci sono grandi problemi per il lavoro femminile e ci sono grandi problemi per quanto riguarda il lavoro giovanile e la possibilità di progettare una vita non dai 45 anni in poi, ma dai 25 anni in poi. Le azioni da mettere in campo sono dunque quelle che possono dare soluzione a queste storture: più servizi territoriali, aumento dell'assegno unico, maggiore sostegno alle giovani coppie sul fronte abitativo e, perché no, l'applicazione anche in Italia del discusso quoziente famiglia. Se ne parlerà sabato mattina proprio a Treviso. Al Salone dei 300 abbiamo convocato un'assemblea regionale del forum aperta a tutte le forze che ci stanno del territorio. Sono invitati sindaci, saranno presenti sindaci, la regione, ANCI Veneto, imprenditori, associazioni di categoria e sindacati, perché la questione riguarda il sistema paese. Il sistema paese ha spiegato molto bene Adriano Bordignon, però l'importante è fare squadra. Quello che si fa fatica a fare, ne parlavamo prima col Presidente, ecco, queste tante associazioni che alla fine magari si rimane con un pugno di mosche in mano. Abbiamo una telefonata, pronto?
Pronto? Pronto, buongiorno Mirella. Sono il papà di Marinella, una ragazza disabile che è in carrozzina, che ha avuto da 1 anno e 4 giorni di vita, ha fatto la vaccinazione antipolio e questo purtroppo è finita malissimo, tanto è vero che è in carrozzina da allora. Lei, malgrado i giorni passati, eccetera, le disavventure avute, eccetera, ha preso la pittura come un punto di riferimento per poter impiegare per il tempo insieme. Dipinge con le mani. Pronto, mi sente? Sì, benissimo Gianni, benissimo. Dipinge con le mani, non col pennello, perché non riesce a tenere in mano il pennello, e quindi ha diversi quadri, molti quadri fatti da lei, in più c'è un bel catalogo fatto da noi insieme, che vorrei sottoporre a lei questa possibilità di fare una mostra, di donare a qualche ente qualcosa, in movimento di risultato, mantenere l'interesse che aveva, che adesso non ha più perché ha perso molto le forze, di valorizzare quello che lei ha fatto in un momento meno difficile di adesso. Guarda, ti chiamerò senz'altro, grazie di avermi chiamato, ti do anche un grande abbraccio a te e a tua figlia, mi farò sentire, non ti preoccupare, e cercherò di dare visibilità a questa figura, a questa donna oltretutto, che ha cercato di superare anche questa malattia, ecco, con l'arte, con la pittura. Pensate, ecco, dove riesce a fare la cultura, l'arte, è una cosa meravigliosa. Grazie, grazie veramente della telefonata. Allora, siamo in chiusura, Presidente, come ci saluta? Allora, io sicuramente vi terrò a conoscenza, spero che sentirete parlare di noi per quanto riguarda il Forum delle Famiglie. La nostra è una realtà veneta e quindi siamo sempre promotori di iniziative e di convegni dove invitiamo anche personaggi di calibro a livello nazionale e anche internazionale. Questo proprio per fare cultura sulla famiglia. E il nostro compito sarà quello di tenere attenzionate anche le istituzioni sulla famiglia. Come dicevo anche nel discorso di insediamento, noi batteremo i tempi con le istituzioni, proprio per evitare che ci siano sempre più proclami e meno sempre fatti. Io dicevo prima, noi qui in Veneto siamo fortunati, grazie a Dio, perché abbiamo una legge regionale, ma abbiamo anche delle l'Anci Veneto che ha sottoscritto un protocollo che ascolta ma è propositiva. È propositiva. Ecco, il compito del Forum delle Famiglie Veneto è proprio quello di far sì che tutti questi accordi poi vengano messi a terra. E noi proporremo addirittura della formazione sugli amministratori locali, proprio per far sì che le politiche della famiglia siano sempre più al centro di tutte le politiche dell'amministrazione. La famiglia è come se fosse un poliedro con varie facce, quindi la famiglia tocca tutto, qualsiasi cosa che si fa a livello sia economico del territorio tocca in un certo qual modo sempre la famiglia. Quindi se la famiglia, questo poliedro, non riesce ad essere valorizzato, qualche faccia del poliedro può essere messa in... Allora chiudiamo proprio con questo ultimo servizio, salutiamo anche il Presidente Marco Marseglia, Presidente Forum delle Famiglie Regione Veneto, proprio su Adriano Bordignon, che parla proprio di questa manovra per le famiglie. Andiamo a sentire, poi ci salutiamo con il Presidente. Non siamo contrari al valore dei 3-4 provvedimenti che sono previsti in tema di famiglia e natalità, ma certamente non sono risolutivi. Bene, ma non benissimo le misure rivolte alle famiglie inserite nella legge di bilancio approvata dal governo, secondo l'analisi del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari. Una manovra che ha a disposizione risorse limitate, 1 miliardo di euro quanto previsto per le politiche della famiglia. Noi, spiega il Presidente Bordignon, avevamo grandi aspettative sul tema della natalità, guardando anche ad un progetto simile che sta portando avanti il Giappone per il biennio 2023-2025.
per il quale però ha stanziato 20 miliardi annui. Il panorama dunque ben diverso in Italia. Chiosa Bordignon, che plaude alla misura dell'asilo nido gratis per il secondogenito, finalmente, dice, comincia ad essere preso in mano il tema dei costi per l'educazione e la crescita dei figli. Cercare come paese di trasformare l'approccio al figlio come un costo personale della famiglia, l'idea è quella, hai voluto la bicicletta e adesso pedala, ha un concetto differente, che il figlio è un investimento per la comunità e per la sostenibilità. Interessante come proposta anche la decontribuzione per le mamme che hanno almeno 2 figli, se serve, continua Bordignon, a colmare il gap che l'Italia ha in termini di occupazione femminile. Certo è che non è una politica universale, le donne non occupate ne sono escluse e abbiamo ancora delle grandi incertezze e desiderio di capire su come verrà applicato per le donne in libera professione. Quando parliamo di politiche per la natalità, conclude il Presidente, le richiediamo universali, quindi senza paletti, generose e strutturate nel lungo periodo, ma gli interventi previsti in finanziaria mancano di questi requisiti. Si saprà che per il 2024 ci sono queste misure, nel 2025 non lo sapremo. Allora, Presidente Marco Marsellia, come ci saluta dopo aver visto anche questo e sentito questo servizio? Bene, quello che dice Adriano giustamente è pienamente condivisibile, è proprio quello lo scenario, no? Lo scenario sempre più si parla di, diciamo, delle politiche familiari, ma a volte non bastano, cioè tutto quello che viene fatto non è che ci possiamo accontentare di briciole, no? Rilasciate alla famiglia. La famiglia ha una dignità che non ha bisogno di briciole. La famiglia deve essere messa al centro di tutte le politiche e tutte le leggi che vengono fatte nel sistema paese. Giustamente Adriano faceva anche una scaletta per quanto riguarda come le famiglie a livello europeo, no? La nostra situazione in Italia rispetto al livello europeo. Noi dobbiamo risalire una china che è abbastanza difficile, no? Perché veniamo da anni di abbandono e quindi risalire le varie posizioni su paesi invece virtuosi che hanno fondato proprio le loro politiche sulla famiglia da sempre, quindi da sempre, non nell'ultimo momento, sarà un compito molto difficile. Basta anche copiare delle volte, non è così difficile, basta anche copiare delle volte. Più altro calare nella nostra cultura degli elementi virtuosi. Su questo mi permetto di dire una cosa, perché poi anche nel protocollo ANCI Veneto, uno degli obiettivi che si pone anche come protocollo è anche quello di cercare di valorizzare i comuni virtuosi. Cioè le amministrazioni comunali tutte cercano di fare del meglio, però se non sono coordinate ognuno cerca di fare del proprio meglio e quindi ritorniamo a quel coordinamento. Quindi il proporre anche un premio per i comuni più virtuosi sulle politiche familiari a livello nazionale sarà proprio una possibilità, ma anche di quelli un passaggio fondamentale. Sì, quello proprio di promuovere le buone pratiche sul territorio. Quindi... Grazie al Presidente Marco Marsellia, Presidente Forum delle Famiglie Regione Veneto, grazie e pubblicità. La ringrazio. Con Israele sotto attacco, il ghetto di Venezia ha sorvegliato speciale, rafforzati i controlli, aumentata la vigilanza, con i varchi delle forze dell'ordine in entrata e in uscita, come disposto dal prefetto di Venezia, Michele Di Bari. E tra gli italiani bloccati a Tel Aviv stanno facendo ritorno a casa i 2 amici veneziani dipendenti di Veritas da 4 giorni sotto le bombe di Hamas. Alberto Montagnier, 45 anni, di San Dona di Piave, e Gianluca Pasqual, 57 anni, di Jesolo. Li abbiamo raggiunti poco fa al telefono, proprio pochi istanti prima dell'imbarco, stanchi e stremati ma felici di tornare a casa. Il rientro è previsto in serata e proprio in queste ore a Pratica di Mare, grazie a un volo militare con un Boeing messo a disposizione dalla Farnesina, grazie all'Aeronautica Militare Italiana. Vi presento subito altri 2 graditi ospiti. Abbiamo in presenza Giuliano Varnier, Presidente ANPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia di Treviso. Abbiamo collegato anche da Padova il dottor Luca Nobili. Parleremo anche di astronomia perché stiamo parlando di un astronomo. Grazie anche a lei, dottor Nobili, di essere qui. Ma io vorrei iniziare proprio con Giuliano Varnier dopo aver visto questo servizio
cosa ne pensa dal suo osservatorio importante con queste guerre che non finiscono mai, non finiranno mai, ma soprattutto ce ne sono tante a macchia di leopardo. Noi che conosciamo quelle più vicine, ma pensiamo a quante guerre anche in questo momento si sta combattendo, vorrei capire per cosa, per il petrolio, per i soldi, per i territori, ma a sto punto dove si arriverà? Toro Seduto diceva: quando capiranno che anche l'ultima foglia se la saranno mangiata e capiranno che il denaro non si mangia, forse riusciremo a fare un passo in avanti. Prego Varnier. Credo che siamo di fronte alla terza guerra mondiale a pezzi, come diceva il Papa, purtroppo. L'Ucraina, tutte le guerre che sono aperte tuttora in Africa e adesso l'eterna questione israelo-palestinese che ritorna a emergere. Ma io credo che ci sia anche un collegamento, non è che una cosa avvenga indipendentemente dall'altra. È il vecchio mondo, il vecchio assetto mondiale sorto dopo la caduta del muro di Berlino con la supremazia americana che viene messa in discussione. E tutti i problemi non risolti, come la questione palestinese, ritornano a emergere anche con forme di brutalità inaccettabili, dico brutalità da parte di Hamas con quello sterminio di poveri giovani che stavano facendo una festa, oltretutto persone anche che da un punto di vista politico erano contro il governo di Netanyahu, erano per la pace, ma dall'altro lato questa sorta di vendetta di Israele che non sta colpendo Hamas. Mi pare che il capo di Hamas sia ma il capo proprio è in Qatar. Questo è il quadro. Stanno magari ammazzando qualche caporale maggiore, credo che abbiano lasciato lì quelli Hamas, ma soprattutto stanno ammazzando la popolazione civile. Non si può continuare con questo spirito se non si affronta con serietà la questione palestinese che ormai sta marcendo da 80 anni quasi. Non si esce da questa situazione, ma questo vale non solo per la guerra che è in corso in Palestina, vale per tutte le situazioni di tensione nel mondo. Pensiamo a cosa è successo recentemente agli armeni, ancora anche un altro popolo, e poi pensiamo a tutta una serie di popolazioni che non hanno ancora un loro spazio, una loro patria, insomma i curdi sono... Allora Varnier, ho detto Libano perché in effetti ieri erano proprio tutti e 4 i grandi capi in Libano, sono 4 che tengono in mano queste popolazioni distrutte, sfinite, disperate, ma quello che si vede, noi ci ricordiamo dell'Olocausto, dei nazisti, come trattavano le persone e non è cambiato niente. Questa aggressività, questa violenza inaudita che continuiamo a vedere nell'essere umano, non c'è niente da fare, c'è la droga, c'è qua, però c'è questa violenza. Io chiederei, dottor Luca Nobili, ma se potessimo andare molto lassù, cosa vedremmo con tutte queste guerre, come dice Varnier, in giro nel mondo, con questo Papa che ormai è sfinito a far capire invece l'importanza della pace? Prego Nobili, cosa ci dice? Cosa vedete dall'alto voi? Tutti sti colori di questi razzi, di queste armi pazzesche, prego. Ma quando si va in orbita, non ci sono mai stato chiaramente io in orbita, ma sono i racconti degli astronauti, anche Luca Parmitano ad esempio, o la Cristoforetti, una delle prime cose che colpisce è l'atmosfera della Terra, perché si vede la Terra come una grande palla, ovviamente in orbita non si coglie, non la si coglie in tutta la sua interezza, ma si vede la curvatura, e un sottilissimo alone azzurro. Quel sottilissimo alone azzurro è la nostra atmosfera, che paragonata a tutta la Terra è veramente sottile.
E allora lì ci rendiamo conto della fragilità del nostro pianeta nel momento in cui lo vediamo nello spazio, nell'immensità dello spazio, e quindi la necessità di preservare l'ordine della natura sostanzialmente. E a maggior ragione quindi una guerra è una cosa più stupida che si possa fare tra noi uomini. Dottor Nobili, non è il caso di metterli tutti su una navetta, visto che sono anche pochi e ci staranno, e di fargli vedere forse che l'eternità è un'altra cosa, che non esiste, ma c'è questa atmosfera, questa palla, ed è anche molto fragile. Ecco, forse un viaggetto, visto che ci sono anche tutti questi soldi che girano da quelle parti, non farebbe male. Lo dico in tono ironico, però veramente io sono molto preoccupata da queste situazioni che stanno veramente dando dei messaggi devastanti anche ai giovani nobili, questi giovani che avrebbero bisogno di buoni esempi, questi giovani che chiedono un ambiente pulito, che è la cosa che interessa di più. Non interessa la politica, interessa l'ambiente. Prego, dottor Nobili. Ma allora già solo viaggiare basterebbe, già solo viaggiare sulla Terra, perché confrontarsi non solo con altre culture, ma vedere proprio nuovi posti, nuovi panorami, apre la mente. Fa capire che il luogo nel quale si vive è solamente un puntino rispetto a tutto il resto. E noi invece, purtroppo siamo fatti così, noi uomini tendiamo a credere che il nostro quartiere sia tutto il mondo, sia tutta la nostra vita. Avere potere nella nostra città vuol dire avere potere sul mondo, non è così, nessuno ha potere sul mondo. Però purtroppo vengono fuori questi che sono un po' dei limiti dell'uomo. Dobbiamo maturare, non solo singolarmente ma come intera umanità. È da tempo che lo si dice, e dovremmo cominciare a fare davvero questi passi. Giusto il discorso anche dell'ambiente, della natura, però dobbiamo davvero fare questo passo. Cioè è inutile continuare a dire che facciamo auto elettriche, che facciamo cappotti termici, perché non è quello che risolve il problema. Magari potremmo cominciare a evitare di auto-inondarci di plastica, sarebbe già un passo importante. Sì, ma come si diceva prima con il Presidente Marsiglia, ma anche col consigliere Sandonà e il dottor Gorini, faremo, diremo, ce la metteremo, ma sempre con questo remo che non va da nessuna parte ma che è fermo. Allora vediamo intanto anche queste foto del planetario che ci ha mandato il dottor Nobili, per capire l'importanza, ecco, di queste foto che fanno capire, ecco, cos'è l'universo. Cosa stiamo vedendo, dottor Nobili? Qui siamo su una delle lune di Giove, si chiama Europa, e la superficie è una crosta di ghiaccio, per lo più ghiaccio d'acqua, e sotto quella crosta di ghiaccio sembra esserci un unico oceano di acqua allo stato liquido. Probabilmente vale anche per altre lune nel sistema solare. E voi direte, va bene, quindi è perché noi la vita la conosciamo sulla Terra. Qui sulla Terra abbiamo 2/3 ricoperta di acqua liquida, l'acqua liquida sostiene la vita. E allora, dove c'è acqua liquida da altre parti, ad esempio proprio lì sulla luna di Giove, chissà che non ci siano altre forme di vita. Accontentiamoci per ora di microbi, comunque vita, poi chissà che non se ne trovino di forme di vita ancora più complesse. Grazie per queste foto che ci fanno sognare. Forse hanno visto un po' troppo queste immagini, perché poi con le armi chimiche vediamo, con le armi che ci sono adesso, proprio questi colori che sono meravigliosi visti da questa parte, ma visti da chi sta subendo una guerra sono devastanti. Abbiamo Carlo da Padova. Ciao Carlo. Buongiorno dottoressa Mirella. Buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io vorrei dire una cosa. Solo che mi sembra impossibile essere in un'era a questo tempo. Tutti guerre, distruggono, che qua che là, chiudono il passo delle Trieste e entrano di più. 2 giorni fa ne sono entrati 600 qui barconi e via discorrendo. Ma dove stiamo arrivando? Questo PD che ci ha rovinato per 10-15 anni continua ancora? Ma non si può mica arrestarli e metterli in galera questa sinistra? È una schifezza proprio. Mettere in galera quelli che li fanno entrare, quelli che li pagano, quelli che li guidano, ma distruggono il mondo quelli lì distruggono il mondo. Aspettate ancora qualche tempo, vedrete cosa succederà in Italia.
La ringrazio molto. Abbiamo sentito le riflessioni di Carlo da Padova, adesso torniamo a Giuliano Vernier, se poi vorrà dire qualcosa a Carlo e anche al dottor Nobili. Quello che io volevo chiedere invece a Luciano Vernier è questa storia di questi ragazzi. Io l'altro giorno ho visto un servizio dove questi ragazzi sono stati accompagnati ad Auschwitz, con loro c'era un uomo, un nonno per loro, dove raccontava quello che lui aveva vissuto da bambino, questo bambino che era rimasto a Auschwitz, su quelle rotaie, che aveva visto uccidere il proprio papà in maniera incredibile, e vedevo l'attenzione di questi ragazzi, Vernier, che non avevano il cellulare, che erano molto attenti, che era riuscito ad emozionarli, cosa difficile in questo momento da fare con i giovani. Perciò vuol dire che se li prendiamo per mano e li facciamo vivere da persone che hanno vissuto delle esperienze terribili, forse riusciamo ancora a emozionare e far capire che la storia è storia e la vita è una cosa sacra. Prego, Vernier. Ma credo che visitare Auschwitz e gli altri campi di sterminio sia un'esperienza estremamente positiva. Ma questo ci ricollega anche a quanto abbiamo detto in precedenza, il conflitto israelo-palestinese. L'Olocausto non l'hanno provocato i palestinesi, sono gli europei, i nazisti, i fascisti, quei governi dell'Europa del tempo che ha sterminato gli ebrei. E quindi poi l'Europa ha voluto liberarsi degli ebrei e ha scaricato la patata bollente sulle spalle di altre popolazioni. Ora, io credo che lo Stato di Israele c'è, deve esistere e deve esserci una politica che permette la sicurezza dello Stato di Israele, ma non c'è uno Stato palestinese di quelli che abitavano lì prima che arrivassero i sionisti. Io credo che questa sia una questione estremamente importante e da risolvere. Prima l'astronomo parlava della Terra come una palla, solo che questa palla è presa a calci purtroppo da giocatori che giocano male e che stanno rovinando questa palla. L'Europa è un satellite di Giove, mi pare, ma l'Europa qui non esiste, esiste probabilmente il satellite di Giove. Che politica fa l'Europa? Ormai è un insieme di stati che non hanno una politica comune e ognuno si muove per i fatti propri. È una situazione disperante e quindi incapaci poi di affrontare le grandi questioni che stanno di fronte a noi, di fronte al mondo. E non è certamente, rispondendo a quel signore, la sinistra che ha provocato questi guai, questi danni. Io credo che dovremmo pensare al governo che c'è adesso e i danni che sta creando questo governo. Basta vedere le politiche sulla sanità, sulla scuola, l'inflazione che sta crescendo giorno dopo giorno e che è pagata dai ceti popolari. Io credo che siano queste le questioni che vanno viste. Insomma, poi ognuno può avere le proprie opinioni, ma insomma è bene analizzarle le questioni prima di dare dei giudizi abbastanza avventati. Abbiamo Leone da Tre Baseleghe. Ciao Leone, ben arrivato. Ciao Milena, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora mi sembra che dalla storia non impariamo niente. E poi abbiamo avuto una guerra qui in Ucraina, abbiamo visto bombe, distruzioni, inquinamento. Adesso questa guerra qui, stessa cosa. Cioè esattamente la stessa cosa. Ma è mai possibile che non impariamo che le guerre fanno solo male, fanno solo distruzione, un mare di gente che soffre? Ma chi è che... Non riesco a capire come mai non impariamo che dobbiamo volerci bene e basta, smetterla di essere una parte, dovremmo essere tutti, considerarci terrestri, cioè dimenticare tutto il resto, tutto quello che c'è stato e fare un pianeta di terrestri
di gente che pensa al suo pianeta, a vivere bene tutti, perché come si è detto adesso c'è più acqua che terra. Come mai che in questo pianeta c'è quasi 1 miliardo di persone che muore di fame e di sete perché non c'è acqua? È perché si spendono soldi per le armi invece di spenderle per il benessere di tutti, perché si fanno bombe atomiche. È incredibile questa cosa. Un'altra cosa, volevo chiedere al suo astronomo. Sappiamo tutto sulla superficie della Luna, sulla superficie di Marte, e sappiamo poco sulla superficie della Terra. Com'è possibile? E non sappiamo quasi niente su quello che è accesso negli oceani. Hanno scoperto il mese scorso che nel Mediterraneo abbiamo molti vulcani. Allora si è calcolato che in Italia, fra i vulcani sommersi e quelli emersi, abbiamo 70 vulcani. Ma il Mediterraneo è tanto che c'è qui. Cioè, non l'abbiamo mai saputo prima. Mi sembra che sarebbe ora di studiare più questo pianeta piuttosto di partire e andare per aria e poi magari farci le guerre per accaparrarsi i pianeti che ci sono per aria. È meglio che ci concentriamo su questo pianeta. Ciao Milena, grazie. Grazie Leone, ho visto che vuoi farti un viaggetto, adesso vi porto tutti e andiamo a vedere Saturno. Andiamo a vedere il video e poi rispondiamo a Leone col dottor Luca Nobili. Allora, dottor Nobili, grazie per questi video e rispondiamo anche a Leone da Tre Basele, che sono delle immagini bellissime che ci fanno veramente capire quanto piccoli e fragili che siamo. Prego, dottor Nobili. Sì, allora, diciamo che le discipline sono collegate l'una con l'altra, quindi andare nello spazio non esclude studiare gli oceani, anzi abbiamo condizioni estreme sia nello spazio che nelle profondità oceaniche. Quindi le tecnologie sviluppate valgono per entrambe le cose. Spesso sviluppiamo astronavi, io direi sonde, in grado di sopportare anche variazioni di pressione importanti con la stessa tecnologia che serve per mandare i battiscafi nelle profondità degli oceani.
Quello che diceva Leone era interessante perché effettivamente non è banale andare in profondità nell'acqua, perché c'è la pressione, il peso dell'acqua che man mano c'è sopra la testa, che schiaccia, che comprime. Ecco perché non riusciamo ad arrivare ancora sino in fondo, ed ecco perché non conosciamo buona parte delle specie animali, dei pesci che abitano quelle profondità. C'è un bellissimo film, bellissimo, insomma, un buon film dell'89 di Abyss di James Cameron, è un po' datato, purtroppo ultimamente non lo fanno più vedere in televisione, dove si uniscono proprio questi due aspetti, cioè degli scienziati vanno nelle profondità delle fosse marine e lì scopriranno forme di vita aliene, quindi il collegamento tra spazio e oceano. E volevo chiudere, che è verissimo che ci sono novità che stanno venendo fuori solo da poco. Io da piccolo studiavo i vulcani come tutti noi alle elementari, alle medie. Qualche anno fa vedo un documentario sui vulcani che a me piacciono molto e raccontano che c'è questo Marsili, vulcano sottomarino che si trova nel Mediterraneo e se dovesse esplodere potrebbe far fuori le coste della Sicilia e della Calabria. E io dico, da dove è venuto fuori questo Marsili? Ecco, ho scoperto che praticamente dagli anni 90 che abbiamo cominciato a comprendere, a renderci conto che ci sono anche questi vulcani sottomarini, Marsili compreso, quindi è vero che le scoperte stanno andando avanti a un ritmo molto rapido, molto veloce. Sa, dottor Nobile, qua mi rivolgo anche a Giuliano Varnier, che delle volte penso che questi famigerati cervelli escano fuori proprio dalle più profonde abissi che abbiamo, perché una volta venivano fuori sempre i mostri dagli abissi, fai vedere che questi mostri vengono fuori proprio da questi abissi che noi non conosciamo ma ci sono, perché le guerre non ne arriva sempre uno di nuovo, ma da dove vengono fuori questi cervelli malati? Che idea si è fatto Varnier di questi uomini? Sono pochi rispetto alle persone per bene, ai popoli per bene, che tengono in mano tutta questi miliardi di persone su un pugno e fanno quello che vogliono, decidono di distruggere tutto, la storia, tutto quello che in tanti anni si è cercato anche di scoprire. Prego. Pensi che al mondo la Russia possiede 7.000 testate nucleari, l'America 5.000, non so quante ne abbia la Cina. Ormai ci sono tutta una serie di paesi che hanno l'arma nucleare. Abbiamo il potenziale non solo per distruggere la Terra, ma per distruggere il sistema solare con la forza che potrebbero scatenare queste armi nucleari. È un problema però che noi oggi stiamo attraversando di crisi delle classi dirigenti. Insomma, nel vecchio mondo con tutti i suoi difetti, le sue contraddizioni, riuscivano a trovare un equilibrio quando erano vicini al baratro, riuscivano a fermarsi. Oggi non si fermano più con le armi. Non parlo solo delle armi nucleari, ma con quanto si spende oggi per le guerre si potrebbe sfamare il mondo, mandare a scuola tutte le aree del mondo dove i ragazzi non vanno a scuola, si potrebbero curare tutte le malattie anche semplici che ci sono in Africa e nei paesi meno sviluppati. Eppure la guerra per il potere, per un pezzo di terra, per il controllo del petrolio, del gas, è quello che muove purtroppo gli stati senza che si trovi più quell'equilibrio che può portare al bene dell'umanità. Questo sta avvenendo purtroppo. Abbiamo Monica da Paese. Ciao Monica. Ciao Mirella. Allora, io sono d'accordo con tutto quello che sta dicendo il suo ospite, l'agronomo, perché sono le stesse idee che ho io, innanzitutto. Poi, questo è un altro concetto. E poi volevo parlare un po' dell'ecosistema, appunto, l'ecosistema e la biodiversità. Allora, abbiamo tante armi nucleari, abbiamo di tutto e appunto, come diceva il suo ospite, ci sono i bambini del terzo mondo che muoiono di fame, però abbiamo
però sponsorizziamo la biodiversità degli animali, allevamenti intensivi, che anche quelli purtroppo producono gas serra e producono anche tanto inquinamento e nessuno lo dice, però va tutto bene e nessuno lo dice. Io sono vegetariana, sto diventando vegana, non rompo le scatole a nessuno, però le mie idee sono chiare, molto chiare, nel senso che se andiamo stiamo portando all'estinzione un sacco di animali e nessuno lo dice, neanche questo. Però vanno bene le armi nucleari, vanno bene le guerre, quello va tutto bene. Intanto c'è bambini nel terzo mondo, ripeto, lo dico un'altra volta, che muoiono di fame per i gas serra anche prodotti dagli allevamenti intensivi e nessuno lo dice. L'hai detto tu stamattina, lo dici sempre quando chiami e ti ringrazio perché c'è anche un altro mondo che forse dimentichiamo che esista, invece bisogna ricordarlo. Grazie Monica. Allora dottor Nobili, dopo rispondiamo anche a Monica se ha piacere dire qualcosa anche lei, ma soprattutto quello che dice Varnier, il sistema solare può andare veramente in tilt. È vero, non è vero? Cosa può succedere se continuano veramente con queste armi, le armi nucleari che le sentiamo, speriamo che non le usino, che non ne bastano tante di quelle. Prego. No, dunque, noi se mai dovessimo usare le armi nucleari, quello che potrebbe capitare è chiaramente diverse zone della Terra diventerebbero non più abitabili per diversi decenni. Ecco, non siamo ovviamente in grado, per fortuna, di creare disastri nel sistema solare, ma credo che neanche il sistema solare si faccia fare nulla da noi uomini. Dobbiamo un po' ridimensionarsi noi uomini. Abbiamo anche questo discorso che stiamo distruggendo il pianeta con i cambiamenti climatici. Sì, i cambiamenti climatici ci sono, è vero, e non possiamo negarli, ma attenzione che la natura poi si rifà su di noi, questo voglio dire. Quindi cerchiamo di non inquinare, perché la natura ha comunque il comando. Noi non distruggiamo la natura, è la natura che distrugge noi a un certo punto, se si stufa, quindi dobbiamo essere più umili da questo punto di vista. Quindi concordo, sicuramente il discorso anche che faceva l'ascoltatrice sull'inquinamento, noi abbiamo tante cose che inquinano, no? Io dico sempre che però bisogna anche smettere di dare la colpa solo alle cose che ci sono antipatiche, diamo la colpa anche alle cose che usiamo ogni giorno come i telefonini, come i computer, perché anche qui si inquina quando vengono prodotti, anche solo per il materiale che deve essere per i materiali che vengono utilizzati, però quanti dicono sai che c'è, io a questo ci rinuncio, sai che c'è il computer e io non voglio più utilizzarlo, non puoi neanche farlo, non puoi neanche rinunciarci perché a quel punto poi non vivi, come fai? E quindi per quello dico che è l'umanità che deve maturare, è un discorso che dobbiamo fare tutti quanti assieme. Al di là poi delle ideologie, delle simpatie e delle antipatie, non è facile, me ne rendo conto, è un'utopia per ora, ma io spero sempre nel futuro, in un futuro migliore. Allora, Varnier, quello che però traspare anche da questa conversazione che stiamo facendo questa mattina è l'avidità dell'uomo, perché in effetti abbiamo un mondo ricchissimo. I paesi poverissimi sono ricchissimi, hanno un sottosuolo che è incredibilmente ricco. Eppure tutti quanti, molti, continuano ad andare a depredare, ad arricchirsi sempre di più, lasciandone la fame. Ma non sono dei sprovveduti, allora sono proprio menti malate a questo punto, perché come dice giustamente Nobili, bisogna fare un passo indietro, dove vuoi arrivare, cosa vuoi fare alla fine, perché poi si dovrà ricostruire, si dovrà rifare tutto, cioè, però mancherà quella che è proprio la storia della civiltà, perché se distruggono in quella maniera, prego. Beh, abbiamo come governi, abbiamo una capacità di distruggere che non ha precedenti. Io credo che ci sia una riflessione però che deve essere anche fatta non da chi governa, che appunto a volte non sa ragionare e non sa fare gli interessi complessivi della gente, ma occorre anche creare dal basso un movimento che crei le condizioni perché si vada alla fine di questi disastri che noi vediamo. È un problema anche che riguarda le coscienze non solo
di chi governa, ma anche dei governati che devono capire che loro hanno un ruolo, possono cambiare le cose, possono determinare dei cambiamenti. Tornando da dove abbiamo iniziato, da Israele, oggi c'è più capacità critica negli israeliani che criticano il governo Netanyahu di quanto ci sia capacità critica in Occidente. Io sento a volte delle trasmissioni dove ci sono dei giornalisti che dicono delle cose che non stanno né in cielo né in terra, insomma non capiscono che non si può praticamente affrontare questioni come quella dell'Ucraina o quella dei palestinesi come se fosse praticamente qualcosa che riguarda soltanto la responsabilità di questo e di quello. Occorre guardare quali sono le cause che determinano questa e che determinano le guerre, è l'avidità degli stati, di chi governa, che determina queste situazioni che sono ormai delle situazioni fuori controllo. Io vedevo prima quelle immagini di Saturno, ma quello che sta succedendo nel mondo sono come quei pezzi di asteroidi, dei meteoriti che si stanno sfasciando negli anelli di Saturno. Noi stiamo assistendo a questo, a una situazione praticamente incontrollata e incontrollabile. Io ringrazio tantissimo Giuliano Varnier, presidente ANPI, ringrazio anche il dottor Luca Nobili, astronomo. Grazie, grazie. La posta di Mirella. Wachten nog, dan gaat hij draaien zo. Kijk, huppakee. Buigen, pling. Tja, tja, tja. This way. One day he will be the new world champion, so